Siamo di nuovo insieme per il Premio Lombardi nella 12ª edizione. Ritorniamo in presenza con grande piacere, una bella partecipazione di studenti, di autorità, di colleghe e colleghi, ma prima di tutto ho l'onore di introdurre i lavori, di presentare i nostri ospiti illustri che ci onorano la presenza e ho il piacere di cedere per prima la parola al nostro magnifico rettore, il professor Roberto Pinton. Grazie. Parlo qui. Bene. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti e tutte in questo auditorium che per noi insomma è una costruzione abbastanza recente e che costituisce, insomma, definisce un po' e caratterizza questo polo scientifico-tecnologico, ma in questo auditorio abbiamo tenuto anche la inaugurazione dell'anno accademico e quindi insomma l'abbiamo dedicato a eventi importanti, e non solo accademici ma anche divulgativi e di condivisione con il territorio. Allora, mi fa molto piacere essere presente qui oggi alla 12ª edizione di questo premio. Io credo di averli più o meno, forse non tutti, ne ho saltato uno solo, ma mi fa molto piacere perché poi è dedicato alla memoria del magistrato Giuseppe Lombardi, che ha prematuramente scomparso, un premio di laurea che è stato istituito per volontà dell'Ateneo in accordo con la famiglia e poi il sostegno di aziende ed altri enti, in questo caso l'azienda Zorzetic, e per ricordare appunto un personaggio speciale dal punto di vista professionale, in quanto si è impegnato molto nella sua attività con passione e trattando anche i temi della sicurezza sul lavoro. Poi naturalmente aveva altre passioni, la famiglia, come sappiamo, e il Napoli. Devo dire che ho pensato, Anna, che ero alla partita, sono andato via 5 minuti prima, per fortuna da un certo punto di vista, che succedessero gli incidenti, ma è stata una bellissima partita, un bellissimo spettacolo. Ho pensato che sarebbe stato veramente contento di essere lì a vedere il suo Napoli che diventava campione d'Italia nella sua Udine. E quindi al di là di queste, che sono un po' memorie così diciamo personali, ma che vogliono legare anche la memoria di una persona che non è solo un professionista, perché quando mette passione poi alla fine è in grado di trasmetterla a tutti i livelli. E per quanto riguarda il tema, anzi i temi per quest'anno, avete visto il premio di laurea si lega come sempre ad un convegno, un evento diciamo in cui si parla, esperti e testimonianze, come vedremo, sono date perché possano essere usufruite da chi partecipa. Sono due temi molto particolari, la sicurezza sul lavoro e il PNRR, che sembrerebbe, cioè il PNRR è un po' come il prezzemolo, lo si mette sempre per dare un po' di importanza al tema, ma non è così. In realtà i due temi sono molto legati l'uno con l'altro, che credo anche per la opportunità che può offrire il PNRR, se non c'è la sicurezza sul lavoro molte di queste opportunità in realtà potrebbero anche essere perse. E la sicurezza del lavoro è un tema molto caro, devo dire, all'Ateneo, ed è diventato, grazie alle colleghe, il laboratorio lavoro, ma non solo, un tema che ha una grandissima rilevanza dal punto di vista della didattica, cioè della formazione, deve essere trasmesso ai nostri studenti, e dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista del territorio. Ecco, in questo soprattutto rapporto con il territorio, anche iniziative come il Premio Lombardi hanno la loro rilevanza. Ecco perché anche noi, con passione, non solo lo frequentiamo il tema, lo trattiamo, ma anche partecipiamo, sosteniamo volentieri questo tipo di iniziative. È fra l'altro una cosa molto importante che questa tematica per noi è affrontata anche dal punto di vista interdisciplinare. Non può essere solo una questione di diritto del lavoro, che pure c'è una scuola molto importante qui da noi, ma interseca per forza di cose aspetti che hanno a che fare con la sicurezza del lavoro dal punto di vista tecnico, tecnologico, ingegneristico. Sappiamo che noi abbiamo si chiama sprint, diciamo, una sezione che si occupa della prevenzione dei rischi interna,
Ieri abbiamo fatto anche una piccola esercitazione ricordando il terremoto, la sorpresa, un'evacuazione di tutte le nostre sedi, però questo naturalmente è una cosa che dà molta anche garanzia a tutti i lavoratori della nostra università, però abbiamo anche una cattedra UNESCO sulla prevenzione e anche le azioni che si fanno dopo i disastri, di cui è titolare il professor Grimaz, e ovviamente interseca l'ambito dell'area medica. Quindi a 360 gradi è un tema interdisciplinare. A maggior ragione è bene che questi convegni in cui partecipano esperti, che ringrazio molto per la loro partecipazione e daranno valore a questa giornata, ma anche testimonianze importanti. Sapete che poi il tema della sicurezza del lavoro, insomma, anche recentemente, ci sono state giovani vittime, giovanissime anche qui in regione, e è un tema che non può essere eluso. Allora, qual è il motivo per cui partecipiamo e prendiamo parte, vogliamo essere anche protagonisti di questo tipo di attività? È per creare proprio la consapevolezza di quanto sia necessario migliorare le condizioni del lavoro, anche non solo per aumentare, diciamo così, la produttività del lavoro, ma soprattutto per tutelare e salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori. Quindi e questo sicuramente in tema anche di PNRR, utilizzo delle risorse che possono arrivare, di innovazione delle condizioni di lavoro, è molto importante. Per piacere ricordare anche che l'Ateneo ha ricevuto recentemente un riconoscimento europeo, il rinnovo di un riconoscimento europeo, si chiama Excellence in Research, in cui sono state certificate a livello europeo, sono 16 le università che ce l'hanno in Italia, le modalità con cui viene gestita il reclutamento, e fra queste naturalmente ci sono anche tutte le attività di informazione e di sensibilizzazione su questo tipo di temi. Quindi per noi è molto importante, fa piacere che ci siano anche studenti in aula. Tutto questo poi l'università è un tassello, non lo fa da sola, l'università è parte, svolge un suo ruolo, se volete autonomo, disinteressato, ma sempre in parte con la società. Quindi anche qui questo convegno è promosso, oltre che da noi, e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ringrazio molto per questo, dal Laboratorio del Lavoro, dalla Cattedra UNESCO, dall'Ordine degli Avvocati, il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Udine, ed ha il patrocinio di una serie di ovviamente enti, l'Ordine Consulenti del Lavoro, gli ingegneri, la provincia di Udine, la Confindustria, l'INAIL, che ringrazio sempre per la vicinanza, l'Adilas, Forense, CEFS, Inspire, e di fianco a me poi, e qui poi prenderà la parola l'assessore alla sanità, il dottor Riccardo Riccardi. Quindi io non è che consentitemi ringraziare, last but not least, come si dice, no? Gli organizzatori, e augurare a tutti un buon lavoro. Grazie. Grazie magnifico Rettore, e senza indugio cedo la parola all'assessore alla salute e politiche sociali e disabilità nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, grande amico del premio Lombardi, ci ha accompagnato molte volte in questi anni, il dottor Riccardo Riccardi. Grazie assessore. Grazie a lei e grazie a voi. Intanto un saluto a tutti e davvero un ringraziamento per avere l'occasione per prendere la parola tagliando un traguardo importante, 12 anni. Anna, se ricordi quando ci abbiamo pensato all'inizio, io non posso non avere un pensiero per Cristiana Compagno, la quale ci ha creduto, non conosceva Giuseppe, e siamo andati a cercare, abbiamo trovato la sua opera anche all'interno dell'università. Il premio nasce da quella scelta importante, e io penso che nel corso di questi anni ha dimostrato l'importanza e il valore che volevamo per questo premio, e io non posso altro che aggiungermi ai ringraziamenti di tutti coloro che l'hanno portato avanti. Quindi davvero grazie per questo, e penso che alla fine, al di là dell'evidenza scientifica, del lavoro,
anche della possibilità ai nostri giovani di misurarsi rispetto anche a questa occasione. Io credo che questo premio nel corso degli anni sia riuscito a interpretare quello che credo tutti coloro che insomma, si sono messi all'opera per raggiungere questo risultato, era l'opera e il pensiero del dottor Lombardi. Consentitemi se lo chiamo Giuseppe, perché per me era un caro amico. Penso che siete riusciti ad andare a valorizzare la straordinaria profondità di un uomo che ci ha lasciato una grande esperienza, una grande lezione. Cercava le ragioni del suo lavoro e soprattutto, declinato a questo tempo, era un uomo che prima di parlare pensava. Io penso che questo ci manchi molto. Le persone che prima di aprire la bocca riflettono. Giuseppe era veramente un simbolo di questo. Chi ha avuto la fortuna come me di conoscerlo bene, credo che non mancherà mai di avere questo ricordo straordinario. Declinava il valore del lavoro, lo declinava come una conquista, come un diritto e come un dovere del lavoro. I suoi principi erano saldi, profondi, anche nella sua opera di magistrato. E ne declinava i suoi rischi, ricordo le sue valutazioni profonde sugli aspetti delle responsabilità delle cose che accadevano. Noi viviamo un mondo nel quale purtroppo ancora si muore di lavoro. Io credo che sicuramente c'è stato un grande lavoro nel corso di questi anni, penso che ce ne sia altrettanto ancora da fare, anche rispetto ai fatti che sono accaduti, lo ricordava il magnifico lettore prima, recenti, che hanno colpito in particolare giovani. Ecco, ho sentito a un certo punto nella discussione che ci stava, bisognava qualche affermazione forte che mi permetto di dire condivido ben poco, addirittura si ipotizzava l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, cosa che non credo che sia, anzi penso che l'elemento formativo sia centrale, sia un pilastro nella costruzione delle migliori condizioni del lavoro. E credo anche che questo vada declinato rispetto al tempo che stiamo vivendo. Penso anche che su questo le diverse forme di lavoro, ho letto con grande attenzione, voglio ringraziare la professoressa Brolo, in un suo intervento pubblicato sui giornali pochi giorni fa, proprio nel ricordare questo evento, le diverse forme di lavoro che sono nate nel tempo. Anche lì molte ragioni di criticità che devono essere approfondite e essere messe in sicurezza. Io penso che ai giovani ai quali viene riconosciuto questo premio vada ricordata l'esperienza di Giuseppe Lombardi, perché credo che declini tutti gli aspetti complessi che stanno attorno al lavoro e che abbiano ovviamente il ruolo importante nell'attività formativa. In fondo io penso che gli aspetti di prevenzione e di cultura che presidiavano proprio l'impostazione dell'uomo Lombardi siano al centro di questo. È un tema di crescita, è un tema di clima, il lavoro non è determinato soltanto purtroppo nelle sue rischi legati al fatto che delle persone possano farsi male, addirittura morire, ma è anche il clima attorno al quale... Ecco, io penso che sia la sfida di questo tempo. La sfida di questo tempo ha davanti a noi, lo dico anche per ragioni di ufficio personali, oggi il tema della salute, la grande questione che abbiamo davanti è l'investimento sul capitale umano. Ed è evidente che dentro la vicenda del capitale umano anche le condizioni di sicurezza e di clima con il quale le persone si rivolgono al lavoro diventa determinante per il raggiungimento dei risultati e per l'efficientamento dei nostri sistemi e l'orientamento dei nostri risultati. Ecco, penso che questa occasione, raggiunta al 12° compleanno, sia il miglior modo per ricordare, non essendoci mai all'altezza, perché non saremo mai all'altezza della profondità del pensiero e della lezione che Giuseppe Lombardi, per chi ha avuto come me il privilegio di conoscerlo, ecco, penso che sia un ricordo importante dato dai fatti, e questo dobbiamo passare ai nostri giovani che si misurano su questo e addirittura qualcuno raggiungendo il risultato di questo premio. Quindi grazie davvero e buon lavoro per questa giornata importante.
Ringrazio moltissimo l'assessore Riccardi. Ho il piacere di introdurre la dottoressa Rita Nassimbeni, prima presidente del Consiglio Comunale di Udine, alla quale diamo un caloroso benvenuto e alla quale, sì, molto, molto tortuosa la via, ma è stato tortuoso arrivare fin lì, sempre. E la ringrazio moltissimo e le cedo la parola. Grazie. Va bene, preferisco in piedi, grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite, vero? Perdonate il piccolo ritardo, sono qui per portare gli auguri e il saluto del professor De Toni, oggi sindaco di Udine, ieri rettore dell'università. Avrebbe sicuramente voluto essere lui presente oggi, perché tra la città di Udine e l'università c'è sempre stato un fortissimo legame. Non per niente, negli ultimi 25 anni abbiamo avuto 2 sindaci rettori e un professore universitario, il professor Cecotti. Gli udinesi hanno sempre molto creduto nella loro università, hanno sempre molto creduto nella capacità dell'università di rappresentare un formidabile stimolo economico, sociale e culturale per tutti. Quindi sono certa che De Toni avrebbe voluto essere presente, ma siamo in un ingorgo istituzionale e quindi hanno mandato me. Oggi, fino a ieri ero un consigliere comunale, oggi sono stata eletta presidente del Consiglio Comunale e, signore, ne sono molto fiera. Ciò premesso, visto l'argomento, tutti quelli che mi conoscevano, io sono anche una delegata CISL, o ero una delegata CISL, mi hanno riempito di email sull'argomento per evitare di fare una brutta figura su un argomento così complesso. E quindi io sono molto preparata sulle varie iniziative che ha svolto la Regione, che ha svolto il Comune, che ha svolto l'INAIL in tutti questi anni per sviluppare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Io però sono principalmente una insegnante di un istituto professionale. Ho concluso la mia esperienza lavorativa lì, tra i ragazzi che sviluppano l'intelligenza delle mani. E in quei luoghi lì i professori lavorano moltissimo per insegnare ai ragazzi che cosa significa cultura del lavoro. È uno dei cardini dell'educazione degli istituti professionali. Noi gli facciamo la testa quadra e vi racconto un episodio che è terribile secondo me. In una prima io facevo la mia solita storia, attenzione, muoiono 3 persone al giorno di media sul lavoro. Dico bene, è ancora così? Ecco. Ricordatevi, gli incidenti sono tanti, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto guardo in fondo all'aula, quella volta vedevo bene, e vedo uno dei miei studenti che piangeva. Allora vado lì, dove questo studente, bello come il sole e cattivo come il peccato, perché al Cecconi sono così gli studenti, belli, cattivi, ma straordinari, e gli ho detto: ma perché spiange? Perché mio papà, per mantenerci, fa un lavoro pericolosissimo. Guardate, mi è arrivato un treno in mezzo alla pancia, perché per parlare di sicurezza del lavoro, signore e signori, prima bisogna parlare di qualità del lavoro. Noi, per garantire il fatto che non succeda niente, che non ci siano morti, dobbiamo lavorare sulla qualità dei lavori, perché se nel momento in cui io sono, virgolette, schiavo del mio datore di lavoro, condizionato dal mio datore di lavoro,
che mi paga per 6 ore e me ne fa lavorare 12, che mi fa lavorare a tempo determinato e poi mi dice vedremo se rinnovarlo questo contratto, io lavoro senza le scarpe, senza il caschetto, perché poi devo mantenere la famiglia, non le nostre famiglie naturalmente, le famiglie dei miei ragazzi del Cecconi. E io a questo penso, e questo lo dico anche a voi, non è una bella cosa quella che dico, no? È un pugno nello stomaco. Però è così. Ci sono lavoratori che rischiano ogni giorno e indipendentemente dai corsi lavorano pesantemente e noi dobbiamo pensare a quelli, perché quando si rompono la schiena noi siamo un paese civile, ce ne dobbiamo fare carico. E quindi alla fine un lavoro cattivo è un lavoro che non danneggia solo il lavoratore, la lavoratrice e la sua famiglia, ma la società tutta. Grazie dell'attenzione. Non posso immaginare persona più appropriata a continuare questi saluti della professoressa Filì, che interviene qui in sostituzione della direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Elena D'Orlando, altrimenti impegnata. La professoressa Valeria Filì è delegata del Rettore alle pari opportunità, presidente del nostro Comitato Unico di Garanzia di Ateneo, e la ringrazio moltissimo. Grazie Anna, sì, porto i saluti della direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Elena D'Orlando, che ha avuto un impegno improvviso e voglio sottolineare l'impegno del nostro Dipartimento su questi temi, non soltanto per il laboratorio lavoro, ma come testimoniato oggi dal collega Enrico Amati, per una sinergia che c'è all'interno del Dipartimento, in cui i temi della sicurezza, proprio in una logica interdisciplinare, sono toccati da più punti di vista. E proprio in questa prospettiva voglio anche aggiungere un altro aspetto. Il Rettore ha parlato di interdisciplinarietà e diciamo il diritto è una materia che nel suo tecnicismo è una materia di servizio, cioè utile ad altri aspetti, ad altre materie, ad altri corsi. E in questo caso, infatti, la presenza qui del direttore Gasparetto, a cui tra breve cedo la parola, testimonia proprio il collegamento tra i vari dipartimenti all'interno dell'Ateneo. In particolare devo evidenziare che noi giuristi, non soltanto giuslavoristi, ma anche noi giuristi delle varie materie, quindi afferenti al nostro dipartimento, abbiamo molti insegnamenti in vari corsi che sono corsi strutturati, radicati in altri dipartimenti, dal Dipartimento di Medicina al Dipartimento di Ingegneria e Architettura agli altri dipartimenti, a testimoniare che proprio il diritto è senz'altro una materia tecnica, ma è anche una materia che possiamo dire di educazione civica, di educazione alle regole. Qualche giorno fa c'è stata la giornata della legalità, c'è stata questa bella manifestazione al Teatro Giovanni da Udine in ricordo di Pierluigi Di Piazza e di Falcone Borsellino. Ecco, la legalità si insegna anche studiando le regole della convivenza civile, quindi il diritto. E cedo la parola al direttore Gasparetto. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio la collega Filì e ringrazio gli organizzatori e le organizzatrici per l'invito a questo convegno che tratta un tema importantissimo. Darò il mio contributo dal punto di vista ingegneristico, porto un punto di vista ingegneristico e nell'ingegneria la sicurezza sul lavoro è assolutamente fondamentale, sia nell'area dell'ingegneria civile, vedo qui il collega Beinat che parlerà dopo, che è il coordinatore del corso di studi in tecniche dell'edilizia del territorio, quindi in tutti i cantieri civili, chiaramente la problematica della sicurezza è particolarmente rilevante. Ho visto anche il collega Grimas presente, quindi l'area dell'ingegneria civile, ma anche l'area dell'ingegneria industriale di cui io faccio parte, quindi nell'industria appunto la problematica della sicurezza è una problematica assolutamente fondamentale e come ha detto la collega Filì, effettivamente anche noi nei nostri corsi di studio adesso abbiamo degli insegnamenti relativi alla sicurezza. E vorrei appunto lanciare uno spunto che non so se se ne tratterà oggi, ma comunque potrebbe essere utile per un successivo convegno ed è a mio parere l'impatto
l'impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza sul lavoro. Perché? Perché negli ultimi anni abbiamo assistito ad un fiorire di nuove tecnologie, ne cito solo alcune, la sensorizzazione spinta, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, sono tecnologie che ovviamente sono state introdotte in ambiente industriale per incrementare la produttività, ma le stesse tecnologie possono essere utilizzate, anzi sono o dovrebbero essere utilizzate anche per incrementare la sicurezza. Penso a tutti i sensori che possono monitorare lo stato dell'ambiente di lavoro, lo stato del lavoratore. Per esempio ci sono i cosiddetti sensori di uomo a terra che rilevano appunto se l'operatore non risponde, non reagisce, non si muove, quindi sono in grado di segnalare un malfunzionamento, una problematica di sicurezza e quindi anche un rischio per l'operatore stesso. Penso per esempio alle tutte le telecamere collegate tra di loro, eventualmente montate su droni che possono monitorare l'ambiente di lavoro, appunto in questo caso anche in ambito di ingegneria civile, di cantiere. Penso ai robot collaborativi di cui mi occupo personalmente, che sono stati introdotti recentemente. Questi robot consentono di lavorare assieme agli operatori in maniera sicura, quindi a differenza dei robot tradizionali che invece dovevano essere separati, segregati dall'operatore, magari dietro una gabbia. Cosa succedeva? Che spesso questa gabbia per motivi di efficienza veniva aperta e quindi succedevano gli incidenti. Ecco, quindi ci sono tutte queste nuove tecnologie che appunto sono applicate all'ambiente di lavoro e in teoria come esse contribuiscono a aumentare la produttività, contribuiscono o dovrebbero contribuire ad aumentare la sicurezza. Allora la domanda è: perché ciò nonostante abbiamo ancora, come è stato ricordato prima, tanti incidenti sul lavoro? Perché la problematica della sicurezza sul lavoro è ancora così sentita? E quindi questo magari è uno spunto che io lancerei anche alle organizzatrici, alle colleghe del Dipartimento di Scienze Giuridiche per eventualmente successivi convegni. Quindi concludo il mio breve intervento ringraziando ancora per l'invito e augurando a tutti un buon lavoro. Grazie. Grazie per lo spunto che credo proprio coglieremo e in questa interazione sempre più spinta e più vicina fra i nostri dipartimenti. Inizia ora una folta carrellata di saluti. Ci fa però piacere che tutti i nostri ospiti possano lasciare un saluto e un ricordo in questo momento che è sempre per noi partecipato. Chiamo a intervenire il dottor Paolo Alessio Verni, presidente della sezione penale del Tribunale di Udine. Grazie. Falco. Buongiorno a tutti, io appunto rappresento in questo momento il Tribunale, ma soprattutto l'ambiente di lavoro, il luogo di lavoro di Giuseppe, in quanto sono stato collega di Giuseppe in tanti uffici e in tante occasioni. E quindi ho avuto modo di conoscerlo ovviamente come amico, ma anche come collega nelle diverse funzioni, diciamo, del suo iter lavorativo e del mio. Tante volte ho partecipato, a volte ho anche relazionato in questa occasione. Questa volta qua mi trovo a salutare e quindi il saluto deve essere seriamente contenuto, ma al tempo stesso, che è una cosa difficile, insomma, dare appunto una traccia, un segnale, un qualcosa. A prescindere dal ricordo di Giuseppe, ovviamente, io segnalo questo. L'iniziativa che stiamo vivendo in questo momento è nata, come tante cose, diciamo così, per una volontà iniziale emotiva, su una spinta emotiva certamente, e sulla la volontà di ricordare una persona che è venuta meno troppo presto, ma anche di valorizzare quello che è stato subito una sua intuizione, una sua passione. Passione nel senso che coniugava proprio il pathos, il sentimento e l'ambiente di lavoro e la sua professionalità. Come tante cose sono iniziate, come dire, su una spinta emotiva, senza una visione così precisa di quello che sarebbe stata poi l'evoluzione, e invece di anno in anno ha preso piede, si è radicata, si è strutturata e siamo arrivati ad oggi. E quello che dico oggi, secondo me, è molto importante, nel senso che noi vediamo come
la passione per il lavoro, per il diritto e per il lavoro, ha prodotto questo risultato, e in questo risultato io proprio riflettevo su quello che vediamo qua dietro. Cioè, se voi notate, da una questione meramente giuridica, come poteva essere il lavoro di Giuseppe, siamo passati a un incontro dove lì dietro sono rappresentate tutte le anime della società. Abbiamo i professionisti, i tecnici, le istituzioni, gli imprenditori, i lavoratori e il diritto. Quindi non è, infatti anche la platea, io non so quanti siano oggi, come dire, giuristi in senso stretto e, come dire, i professionisti, i futuri professionisti, i tecnici, gli ingegneri, gli informatici, eccetera, eccetera, i consulenti del lavoro, gli economisti. Ma questo è lo specchio di quello che dopo 12 anni è diventato questa esperienza, ed è lo specchio di quello che è la cosa più importante, l'interdisciplinarità ormai di tutte le attività, che è essenziale. E in quest'ottica, e cercherò di essere molto breve, l'altra riflessione è questa, che dico sempre, ma non sempre, diciamo così, forse in maniera completa. Se notate, all'inizio c'è scritto Università di Studi, Dipartimento Scienze Giuridiche, e poi dopo tutti gli altri. Perché? Perché io, come dire, rappresento e vivo nel mondo del diritto, ovviamente. Il diritto è, a mio giudizio, come, diciamo, il paragone ovviamente non è calzante, ma è per dare un'idea, è come l'aria che ci circonda, nel senso che noi non ce ne rendiamo conto, ma in questo momento qua siamo circondati da aria, ovviamente, se non potremo vivere. Il diritto è un insieme di regole invisibili che esistono e che coinvolgono tutti. Infatti, torniamo al tabellone dietro, voi vedete che dietro c'è Dipartimento Scienze Giuridiche e un sacco di professionalità. Ognuno di quegli attori della società vive in un mondo di diritto. Probabilmente quando lavora in cantiere, quando gestisce un cantiere, quando va a fare il suo lavoro di tecnico, non se ne rende conto. Applica una regola perché gli dicono che deve essere fatto così, ma non ha perfettamente la concezione di quello che significa il suo fare così. Purtroppo, tutto ciò quando emerge, quando c'è un problema, quando si verifica il problema o l'incidente, il mondo del diritto, nel quale era immersa la persona, inconsapevolmente, emerge. E purtroppo, dico io, il nostro mondo, tra virgolette, non è spesso comprensibile, soprattutto agli occhi di chi opera e chi è un tecnico, chi vive la realtà, chi fa le cose, perché è un mondo molto speculativo, molto legato a ragionamenti astratti, che però dopo hanno delle conseguenze pratiche enormi sulla società e sulle persone. Allora, quello che voglio dire, come qua dietro è insegnato, l'importante sarebbe, dal mio punto di vista, per il mondo degli operatori, degli imprenditori, dei tecnici e professionisti, capire meglio le dinamiche, ma non la regola da applicare, le dinamiche in cui si colloca il proprio operato con tutte le conseguenze positive e negative, e quindi in qualche modo comprendere ovviamente basilarmente il mondo del diritto. Viceversa, il mondo del diritto in cui io vivo e opero, e lo dico in maniera critica, dovrebbe aprirsi anche a quella conoscenza della realtà vera, concreta, che spesso non ha, che però deve affrontare, abbandonando un po', tra virgolette, se posso dire, la presunzione di intervenire nel momento successivo, sapere tutto, vedere tutto e valutare tutto come deve, perché l'istituzione è questa, ma cercando di capire anche il mondo del diritto un po' la realtà concreta qual è. È ovvio che noi non potremo mai essere ingegneri, essere chimici, essere consulenti del lavoro, eccetera, eccetera. Dobbiamo farlo perché purtroppo su di noi grava il compito di giudicare tutto quello che succede. Però un pochettino cominciare già questo avvicinamento psicologico e concreto che è qua dietro è un segnale concreto di comprensione della realtà maggiore da parte nostra, e viceversa dovrebbe fungere da stimolo per chi invece è operatore di capire che al di là della regoletta da applicare o non applicare c'è un qualcosa che lui non vede, non sa, molte volte non sa mai ed è meglio così, però c'è e lo circonda. Faccio un esempio e chiudo, un esempio banalissimo.
per dire, tante volte capitava a me con mio figlio che appunto è stato fatto qualche aneddoto, faceva i famosi corsi di sci, eccetera, eccetera. C'erano i maestri che, oltre che insegnare lo sci, li accompagnavano col furgone. Io ho sempre detto, loro non sapevano esattamente quello che stavano facendo, per fortuna, perché se avessero saputo quello che giuridicamente si incrociava sulle loro teste come accompagnatori di minori, assolutamente su un mezzo revisionato, non revisionato, poi non vi dico, poi sapete voi come guidavano poi questi furgoni di scuole sci, eccetera, eccetera. Cioè io dico, per fortuna non succedeva mai niente e nessuno sapeva niente, ma se avessero saputo quello che poteva succedergli, avrebbero detto andate a piedi, fatevi accompagnare. Ecco, questo è pacifico. Quindi questo è il brevissimo messaggio e io saluto e ringrazio tutti. Grazie moltissimo. C'è da chiedersi se davvero quell'attività poi fosse così pericolosa o se non ci sia una sovrastruttura giuridica che rende giuridicamente pericolosa ogni attività che viene fatta. In questo senso abbiamo l'altro lato della magistratura, un grande piacere introdurre Claudia De Nelon, procuratrice aggiunta della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Ecco, buongiorno a tutti, sono davvero privilegiata a portarvi il saluto della Procura della Repubblica di Udine che oggi ho l'onore di rappresentare in questo momento di formazione, di convegno di estrema importanza, perché come è stato detto già autorevolmente da chi mi ha preceduto, questi incontri sono frutto di una sinergia di più forze, di più menti e di più prospettive e sono sicuramente questi il percorso per migliorare la sicurezza nell'ambito del lavoro. Come magistrato della Procura della Repubblica, quindi della parte inquirente della magistratura, devo dire che tutti i giorni, quotidianamente, mi trovo a dovermi confrontare con questi temi in materia di sicurezza del lavoro. E sono temi centrali, complessi, difficili e delicati. E in questo senso devo dire che a livello di ufficio di Procura della Repubblica noi abbiamo un gruppo di lavoro composto da 5 magistrati che si occupano della di questa materia appunto in campo infortunistico a 360 gradi, quindi si occupano di tutti i reati che vengono a qualificarsi in questo ambito, dai più gravi, dall'omicidio colposo in materia appunto di lavoro, alle lesioni personali gravi, gravissime e a tutte le contravvenzioni che vengono riscontrate nei luoghi di lavoro e che danno poi corso a quella procedura che ho giudicato sempre molto positiva delle prescrizioni, dell'adempimento in via amministrativa e della conclusione quindi dell'iter non dal punto di vista penale e in questo modo comunque i 5 magistrati hanno una visione completa dell'ambiente lavoro a 360 gradi. È fondamentale questo perché i reati in questo settore, e ovviamente io parlo di reati perché di reati mi occupo, i reati in questo settore sono particolarmente complessi, tecnicamente complessi, nell'accertamento, nell'acquisizione delle prove, nella ricostruzione fattuale dell'accadimento. E questo fatto necessariamente, se vuole avere un riscontro diciamo valido a livello poi di risposta all'utenza, ha bisogno di una polizia giudiziaria qualificata, e questa c'è, e ha bisogno di magistrati qualificati e anche questi, sotto il profilo della Procura, ci sono. E da questo punto di vista volevo dirvi ancora un aspetto, diciamo così, particolare, però mi sento di condividerlo, che è il dato statistico. Non è questa la sede per fare un'analisi approfondita dei dati statistici, perché richiedono tutto un discorso preliminare, contenutistico e conseguenziale. Però in questa sede mi preme consegnarvi un dato molto contenuto dal punto di vista del suo significato, ma comunque importante, perché stiamo parlando della Procura della Repubblica di Udine, di un bacino d'utenza che è la provincia di Udine. Cosa succede da noi? Che numeri abbiamo? Ecco,
con la premessa che vi do un dato molto limitato dal punto di vista contenutistico, ho fatto questo breve riscontro. Ho visto quanti procedimenti penali abbiamo iscritto in procura a persona nota, quindi con un soggetto già identificato e iscritto nel registro delle notizie di reato, con riferimento alle fattispecie più gravi, più difficili, quindi all'omicidio colposo e alle lesioni personali gravi e gravissime. Quindi l'analisi è circoscritta, che non vuol dire avere quindi l'effettiva, diciamo, conoscenza del fenomeno, ma è un dato comunque abbastanza significativo. Questi sono tutti casi in cui è arrivata una comunicazione di notizia di reato perché un reato, un fatto ipoteticamente reato, si era verificato. È parziale anche questo dato perché io vi dico soltanto l'ingresso e non vi dico come sono stati definiti questi procedimenti, perché questa è tutta un'altra analisi. Quindi rispetto ai dati in ingresso, quanti di questi sono stati iscritti, poi dopo potrebbero essere soltanto una minima parte quelli che si sono riverberati con un'azione effettiva di esercizio dell'azione penale nella fase dibattimentale. Comunque sono dati che per il nostro ambiente, per il nostro sistema, sono indicativi e sono appunto traccia della parte più grave di questa montagna dell'infortunistica sul lavoro. Tutto il resto rimane fuori. In questi anni, dal 2018 al 2022 compresi, noi abbiamo iscritto 15 procedimenti per omicidio colposo nell'ambiente di lavoro. Quindi significa 15 morti sul lavoro. Sempre in questi anni, con riferimento quindi ai reati gravi, di lesioni personali gravi e gravissime, abbiamo iscritto in tutto 1151 fascicoli noti. Precisamente 285 nel 2018, 264 nel 2019, 190 nel 2020, un leggero calo durante il periodo del Covid, 178 nel 2021, 166 nel 2022 e poi nei primi mesi di quest'anno ben 68. Sono questi comunque i procedimenti più impegnativi ovviamente per la Procura. La morte è la cosa più tragica e più grave, dove addirittura il pubblico ministero va sul posto e fa le indagini sul posto assieme alla polizia giudiziaria, ma anche gli altri reati sono molto complessi e difficili. Il fatto che ci sia quindi un'attenzione significativa da parte della Procura della Repubblica con un progetto organizzativo che prevede ben 5 magistrati dedicati a questa materia dimostra quanto da un lato tutto questo significa complessità fattuale, tecnica e giuridica e quanto dall'altro però per volontà dell'organizzazione della Procura si voglia dedicare impegno e professionalità. Impegno e professionalità che è richiesta ovviamente anche nella fase dibattimentale, e lo sa il Presidente, dove partono istruttorie complesse, difficili poi davanti al giudice, e dove vi ricordo che per volontà del legislatore, proprio per la importanza di queste materie, la pubblica accusa deve essere sempre sostenuta dai magistrati togati. In questo settore, che poi è appunto quasi l'unico, a parte le malattie professionali mediche, in questo settore solo il magistrato professionista togato può sostenere l'accusa in giudizio. In tutti gli altri campi, in tutti gli altri reati di competenza del giudice penale monocratico, la Procura della Repubblica può delegare a rappresentare in udienza l'accusa i vice procuratori onorari, la magistratura quindi onoraria, che sicuramente è validissima, ma evidentemente anche questa è una scelta del legislatore proprio per l'attenzione che meritano queste realtà, questi reati. Concludo, perché appunto molto è stato già detto, con un breve ricordo di Giuseppe Lombardi, perché io l'ho conosciuto, anzi Giuseppe Lombardi è quello che per primo mi ha chiamato da Udine. La prima voce di Udine che io ho sentito è stata quella di Giuseppe. Mi ha chiamato e mi ha detto: beh, allora arrivi o non arrivi?
È stato il primo che mi ha aperto la porta della Procura di Udine e mi ha fatto entrare nell'edificio Procura della Repubblica di Udine. Ed è stato quello che con molta generosità ha aperto il suo ufficio, contribuendo con le sue conoscenze a formare anche me. Ed è stata anche la persona che forse più di altre mi ha trasmesso anche sensibilità e umanità nell'esercizio della nostra professione. Perché lui era convinto, e ne sono convinta anch'io dopo tanti anni di questa attività, che la credibilità, e uso proprio le espressioni che usavamo noi all'epoca e che ho continuato a conservare dentro di me, la credibilità e l'efficacia della giurisdizione, così come la professionalità dei magistrati, come vengono misurati dai cittadini? Leggendo le sentenze? Vedendo in udienza come teniamo un'udienza? No. Credibilità, efficacia e professionalità vengono valutati dai cittadini in termini di capacità di rendere giustizia. Noi siamo validi se sappiamo rendere giustizia, se le regole le sappiamo adattare alla realtà umana, sociale, quello che è. In questo Lombardi è stato per me un grande maestro e condivido questo pensiero, e con questo pensiero, con l'idea quindi che rendere giustizia si riflette per se stesso, se uno è in grado di rendere giustizia si riflette sul valore giustizia con la G maiuscola, vi saluto e vi ringrazio e sono convinta che anche questo convegno possa dare un apporto enorme anche alla giustizia. Sono sempre più convinta, e anche l'intervento della dottoressa Danelon me lo conferma, che chiamare saluti istituzionali questi interventi di apertura sia davvero riduttivo. E mentre la collega avvocata Sartori prende posto, la collega avvocata Sartori è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, mi fa piacere ricordare e ringraziare anche i dottori Irma Giovanna Antonini e il dottor Andrea Odoardo Comez, rispettivamente referenti civile e penale della Scuola Superiore alla Magistratura, sezione Friuli Venezia Giulia, per il loro apporto a questo evento. Nell'introdurre la Presidente Sartori mi fa piacere ricordare che questo è il primo evento organizzato da Aidelas Forense nella regione Friuli Venezia Giulia. Aidelas Forense è una nuova associazione che raccoglie avvocate e avvocati e anche professoresse e professori universitari esperti di diritto del lavoro. In questo ho il piacere di coordinarla per questa regione. Grazie Presidente, alla mia Presidente in questo caso, per i saluti di cui ci onori. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'organizzazione, grazie per l'invito. Innanzitutto come avvocatura non posso non portare un pensiero al dottor Lombardi. Quando l'avvocatura ha la possibilità di confrontarsi con un giudice come è stato il dottor Lombardi, questi sono momenti di arricchimento e di confronto professionale che rimangono indelebili. La grande capacità del dottor Lombardi, uomo di una brillantezza intellettiva incommiabile e soprattutto uomo, come diceva l'assessore prima, che sapeva ascoltare, cosa che non è da poco, soprattutto tante volte nelle aule giudiziarie dove tutti siamo presi a parlare. Il confronto e le sue udienze erano veramente un motivo di confronto e chiunque, ve lo assicuro, qualunque collega con cui si possa parlare, ha il ricordo della persona elegante, umile e da cui si poteva accogliere, con cui si poteva dialogare, doti che non sono così scontate. Uomo poi di valori, e credo che la tematica di oggi sia una tematica che sicuramente gli è proprio, perché la sicurezza sul lavoro è sicuramente un caposaldo dei luoghi di lavoro, ma non ricordiamoci che è principalmente un valore della società e della civiltà. Cioè parlare di sicurezza di lavoro è uno dei tasselli fondamentali della nostra civiltà. La nostra Costituzione garantisce il diritto al lavoro, ma il presupposto fondamentale è che per poter esercitare il diritto al lavoro dobbiamo farlo in un luogo sicuro. Sicurezza quindi, sicurezza che può essere vista anche nelle due diverse articolazioni, quella della prevenzione, quindi prevenire
gli incidenti, prevenire gli infortuni sui lavori, e quella della protezione, cioè cercare di limitare quelle che sono le conseguenze di un evento dannoso. Io credo tuttavia che le nostre forze, questi convegni interdisciplinari sono proprio importanti, devono essere concentrati sulla prevenzione più che sulla protezione, e forse anche il PNR, che l'avvocatura non ha molto amato per la riforma che ci ha portato a livello giustizia, però questo è un dato sul quale invece ci deve portare a riflettere, perché è un'occasione per poter investire ancora una volta sulla prevenzione, e credo veramente che la cultura della prevenzione e della sicurezza del lavoro deve essere un messaggio che deve essere dato in modo forte ai giovani, ma a tutta la società. Quindi grazie ancora per l'occasione di confronto e buon lavoro. Allora, vedo che opportunamente la dottoressa Turollo, che è una collaboratrice al Laboratorio Lavoro, sopperisce a una mia mancanza. Abbiamo preparato una locandina come ricordo per tutti i nostri intervenienti relatori di oggi, e la ringrazio per aver iniziato le consegne che io ho dimenticato. Chi sta in prima linea quando si parla di imprese, quando si parla di lavoro? Ci stanno i consulenti del lavoro, che devono affrontare ogni prima riforma, ogni primo decreto arriva in mano a loro. E in questo senso, grazie al presidente dell'Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Udine, Roberto Re, che insieme anche al dottor Meneguzzi, che vedo in platea, ci supportano sempre in tutte le iniziative. Buongiorno a tutti. Sono lieto di essere qui oggi e di portare i saluti da parte del mio ordine. Che dire, è la 12ª edizione del Premio Lombardi. Questo mi fa pensare a quanti anni, da quanto tempo stiamo discutendo, stiamo parlando, stiamo cercando di applicare le norme, stiamo cercando di divulgare e di far applicare ai nostri interlocutori, gli imprenditori, le norme sulla sicurezza sul lavoro. Eppure c'è sempre tantissimo ancora da fare, e su questo mi ha colpito l'interrogativo che ha lanciato prima il professor Gasparotto sul perché questi problemi, questi incidenti mortali non accennano a diminuire. E quindi credo che al di là della mera applicazione delle norme e del divulgare ai nostri interlocutori, imprenditori, aziende, l'importanza dell'applicazione della sicurezza, dobbiamo fare un salto che ci vede tutti coinvolti, no? Oggi appunto siamo presenti varie categorie, varie parti in causa in questa sinergia che ci vede impegnati veramente nel fare quadrato per aumentare l'efficacia della prevenzione, come diceva prima di me l'avvocato e la Presidente dell'Ordine degli Avvocati. E quindi anche noi da parte nostra dobbiamo continuare a insistere in questo, sul fatto che l'ambiente di lavoro deve essere sempre un ambiente sicuro, e questo aspetto deve essere privilegiato dagli imprenditori, e poi c'è anche l'aspetto della divulgazione della cultura della sicurezza, che deve investire tutti. Ben venga che si comincia appunto prima possibile nelle scuole, nelle università, e poi si vada avanti, perché deve essere un fattore che deve essere veramente sempre al massimo dell'attenzione. E su questo anche noi facciamo la nostra parte con il nostro intervento di consulenza alle aziende. Ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie anche al Presidente dei Consulenti. È importantissimo in questa sede ovviamente anche l'apporto della Confindustria Udine, che ci supporta,
Interviene il dottor Matteo Di Giusto, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Friuli Venezia Giulia. Mi fa piacere ringraziare anche il dottor Michele Nencioni che partecipa all'evento, e se posso un saluto personale al dottor Gianluigi Pezzini, già vincitore del premio Lombardi, neoacquisto della Confindustria locale, al quale insieme ai colleghi del Laboratorio Lavoro faccio i migliori auguri per una bella carriera. Sì, buongiorno a tutti. Oggi ho l'onore di portare i saluti del nostro presidente, dell'ingegner Benedetti, presidente di Confindustria Udine. Quando mi hanno chiesto di portare i saluti a questo importante evento ho accettato immediatamente, ma ho accettato immediatamente anche perché Confindustria Udine da sempre è impegnata per la prevenzione e con credo tutti gli enti, anzi sicuramente tutti gli enti che oggi partecipano a questo evento vedono una spalla importante in Confindustria Udine. Siamo presenti, ci saremo sempre, lotteremo sempre affinché gli incidenti di lavoro possano essere prevenuti. Questo è un mantra che ci contraddistingue da sempre. È chiaro che il momento più difficile sicuramente è l'ultimo miglio e su quello dobbiamo assolutamente continuare a lavorare. Visto che quando avete chiesto di portare i saluti, credo sia anche piacevole portare anche un contributo e comunque uno spunto di riflessione, mi permetto anch'io di portare il mio. Quando si tratta di aziende non dimentichiamoci sempre che bisogna parlare di aziende regolari. Questo è un qualcosa che a volte diamo per scontato, ma che scontato non deve essere. Il lavoro all'interno delle nostre aziende deve essere sempre di più sostenibile e questo è un qualcosa che siamo costantemente chiamati a fare non solo all'interno delle nostre aziende, anche in Confindustria e anche all'interno delle scuole, perché ricordo che Confindustria è attiva anche per la prevenzione e l'uso degli stupefacenti addirittura all'interno delle scuole e sappiamo quanto l'uso di stupefacenti e alcol siano un motivo di incidenti sul lavoro. E inoltre porto un altro spunto di riflessione su che tipo di lavoro possono generare alcune gare. Mi spiego meglio. Fino a qualche anno fa l'unico parametro di scelta per l'impresa chiamata a fare la propria attività, sia essa edilizia, di servizi, di produzione, di qualsiasi cosa, era il massimo ribasso, il prezzo più basso. Ditemi voi che tipo di lavoro può portare una scelta del genere. Ora, la sicurezza sul lavoro è un fatto culturale, benissimo, ma non solo delle aziende, di tutti, perché è facile puntare il dito nei confronti delle aziende che sono le ultime chiamate a lavorare, però, è come state facendo, vi faccio i complimenti su questo tavolo, deve essere un lavoro comune, portato avanti insieme. Per fortuna questa cosa sta cambiando, dobbiamo continuare a lavorare su questo. Confindustria Udine su questo ci sarà sempre. Grazie. Continuiamo con gli operatori. Interviene il presidente del collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Udine, il geometra Lucio Barbiero. Grazie. Buongiorno a tutti voi, al magnifico rettore, alle rappresentanze istituzionali. Come ogni anno abbiamo accolto con molto piacere l'invito a partecipare a questo convegno nel ricordo del nostro giudice Giuseppe Lombardi e come diceva chi mi ha preceduto di Confindustria, anche noi intendiamo portare un contributo a questa importante e anche qualificata platea, soprattutto anche perché ci sono gli studenti, ci sono diversi studenti. La categoria che rappresento è da sempre impegnata sul settore della sicurezza. Abbiamo all'interno del nostro ordine professionale abbiamo una commissione che lavora con molto impegno e in questi anni abbiamo promosso iniziative che si sono
diciamo, sono state indirizzate ad una informazione capillare, opuscoli che abbiamo consegnato nelle famiglie, nelle imprese, nei comuni, ma in modo tale da riuscire a creare una consapevolezza, ma anche un'informazione capillare su quello che realmente è la sicurezza. Questo anche finalizzato a creare, come anche diceva la dottoressa Danelon prima, che ringrazio, una cultura di base, perché noi riteniamo e siamo convinti anche di questo, che senza una cultura di base forte, di principi, non si possono ottenere grossi risultati. In effetti in questi anni, al di là adesso dei numeri che ho ascoltato prima con molta attenzione, qualche cosina secondo me di buono e di positivo c'è stato in questi anni. E diciamo che questo compito, che anche la norma, che diceva prima la dottoressa Danelon, la norma ha un compito che è quella di, un compito io dico nobile, che è quella di riuscire a trasmettere questo regolamento, questa regolamentazione che ci fa convivere nel nostro mondo sociale, nel nostro sistema economico. Per cui la legge ha questo compito, un compito che, io dico, la legge se fatta bene, se costruita bene, ma anche se propedeutico, nella fase propedeutica è trasmesso in un modo capillare e preciso, dà i suoi frutti e per cui diventa un sistema di convivenza civile. Siamo convinti che anche qui c'è l'assessore regionale Riccardi, che la Regione stia operando bene. Da quest'anno, appunto dal 1° gennaio, è partito il portale sulla sicurezza regionale, un portale che darà la possibilità agli organi di controllo anche di coordinare tutte le azioni di verifica e di monitoraggio che ci sono, appunto, che sono permesse appunto dalla norma. In questo possiamo anche dire che questo nuovo portale, che è anche il continuare anche nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, è un tassello in più che ci vede, secondo noi, in una situazione anche più agile di intervento, ma anche di quello che riguarda le procedure, che sono procedure, come ben sappiamo, molto stringenti. Abbiamo la nostra categoria dei geometri, io dico da sempre, anche qui il coordinatore della nostra commissione, Cristian Del Fabbro, abbiamo sempre instaurato un buon rapporto con gli organi di controllo. Anche recentemente abbiamo fatto un convegno di confronto, perché noi crediamo profondamente che il confronto fra gli operatori, i professionisti di settore, le persone, i tecnici che ogni giorno sono in cantiere, perché adesso stiamo parlando del cantiere, ma anche dei luoghi di lavoro, abbiano un confronto sugli organi, su quelli che ti controllano e ti sanzionano. Per cui questo metodo anche che noi abbiamo adottato da diversi anni sta dando sicuramente i suoi frutti positivi. E volevo poi dire una cosa sulla iniziativa, che approfitto anche degli studenti, sulla iniziativa che abbiamo intrapreso recentemente con l'Università di Udine, con il raccordo anche dell'Istituto Tecnico Marinoni, che è istituto tecnico della nostra città, però sarà aperto a tutti gli istituti tecnici della regione, di istituire un corso extracurricolare per i ragazzi delle quarte e delle quinte che frequentano istituti tecnici, di formarsi sulla sicurezza. Un corso di 60 ore che sarà gestito dai docenti universitari, dai nostri professionisti, ma anche da quello che il mercato anche del lavoro ci mette a disposizione, dei corsi appunto di 60 ore dove i ragazzi delle quarte e delle quinte, in questa fase diciamo di completamento del loro corso di diploma di seconda media superiore, potranno avere già determinate nozioni e anche dei crediti formativi nel cassetto universitario già dalle superiori, per cui frequentando questo corso di 60 ore con esame finale, ovviamente gestito insieme con l'università, la categoria professionale e gli istituti tecnici.
E una cosa solo per concludere, uno spunto, e penso possa essere anche, secondo me, un contributo importante. Si parla, qui il titolo anche del convegno è PNRR, ma l'abbiamo detto in Regione mesi fa, Riccardi, i tempi anche di questi progetti sono molto stretti, però io non voglio dilungarmi anche entrare nel merito di quello che sono questi progetti straordinari, però ritengo che sia importante che l'opera pubblica è un'opera che interessa tutta la collettività, che sia realmente importante, ma soprattutto intendo evidenziare l'aspetto della carenza progettuale, perché in queste procedure la priorità è data alla forma. La forma non corrisponde al progetto. Il progetto, se non c'è un progetto al centro, il progetto non è sicurezza, perché il progetto equivale alla previsione anche di tutte quelle che sono le attività necessarie da mettere in atto per avere una situazione di sicurezza ottimale del cantiere. Per cui più progetti, più attenzione al progetto e meno alla forma di procedura. Vi ringrazio di avermi ascoltato. È sempre di grande aiuto tornare a un punto di vista concreto, riportarci sulle cose. In questo senso ringrazio anche l'ingegner Massimo Cisilino che interviene ora come coordinatore della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine che va a rappresentare. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito. Ho sentito autorevoli relatori prima di me, porto i saluti dell'Ordine degli Ingegneri di Udine, in particolare del Presidente Giovanni Piccin, e intervengo personalmente come coordinatore della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Udine, che quindi si occupa in maniera prioritaria anche di questi argomenti. Lascio come predecessori alcuni spunti di riflessione dati anche da chi mi ha preceduto. La dottoressa Nassimbeni ha accennato alla qualità e alla sicurezza. Leggevo recentemente un testo sui ponteggi, sulle opere provvisionali. Ricordiamo che la caduta dall'alto è una delle principali cause di infortunio e di infortuni gravi sul lavoro. In questo testo rinascimentale si parlava di questo aspetto che mi ha fatto pensare, cioè il project manager dell'epoca, che chiaramente non si chiamava così, ma comunque era il deus del cantiere in qualche modo, oggi lo chiameremo l'architetto, l'ingegnere e quant'altro, si preoccupava che le opere provvisionali, pur con tutti i limiti dell'epoca, venissero fatte adeguatamente, non solo per la sicurezza, ma perché, riporto appunto questo elemento, un addetto che opera in sicurezza dà il meglio di sé e quindi anche eleva la qualità di quello che va a fare, ed è un qualcosa che magari a volte possiamo dimenticarci. E questo è un primo elemento, e ringrazio dello spunto che mi ha dato la dottoressa Nassimbeni. Parlando del titolo dell'intervento, sicurezza sul lavoro e PNRR, come oggi qui c'è una componente tecnica ma c'è anche una componente legale e quant'altro, in Friuli Venezia Giulia, come in altre parti d'Italia, sono già partiti alcuni cantieri di PNRR. Alcuni sono in fase di affido, appalto, altri sono ancora in fase di progettazione. Vedo che soprattutto a livello di capitolato, bandi e quant'altri c'è una intensa, diciamo così, e anche proficua collaborazione tra tecnici e legali, e è auspicabile che questa collaborazione che oggi vediamo qui sia estesa e sia incentivata anche da un certo punto di vista per dare al PNRR proprio quella funzione che dovrebbe di ripresa, resilienza, ma anche di elevazione della sicurezza nei cantieri. E quindi questo è un auspicio e penso che più di qualcuno dei relatori che seguiranno incentrerà su questo aspetto. Un terzo aspetto che mi sento di elevare e che da un lato recepisce e che mi ha preceduto come indicazione è il fatto che, è vero, noi abbiamo
troppi morti, troppi infortuni sul cantiere. C'è un lieve diminuzione che non sappiamo ancora se è dovuta alla contrazione post-Covid o meno. Quello che è certo è che abbiamo un incremento a doppia cifra sulle malattie professionali, che sono in qualche modo la nuova frontiera, per cui è un qualcosa su cui dobbiamo pensare oggi, e siamo già in ritardo, perché è un qualcosa che purtroppo non vediamo in diretta come qualcuno che cade o rimane fulminato, ma è un qualcosa che darà i suoi effetti nel prossimo futuro. Ringrazio e buon lavoro a tutti. E mentre prende posto il professor Beinat per l'ultimo dei saluti, segnalo che manca in questo consesso, non sta partecipando come relatrice né come coordinatrice la professoressa Marina Brollo, che è in sala, che ha presieduto come ogni anno la commissione che ha conferito il premio. Io la ringrazio a nome di noi tutte e tutti del Laboratorio Lavoro. Il professor Beinat è coordinatore del corso di laurea in tecnologie dell'edilizia del territorio, che ci permette di tornare all'università dalla quale siamo partiti. In questo momento vorrei anche spendere una parola affettuosa di ringraziamento per la collega dottoressa Caterina Mazzanti, che si è spesa moltissimo per questo evento, che è una docente di TET. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Ascoltando gli autorevoli interventi di coloro che mi hanno preceduto, mi veniva in mente un'esperienza che io ebbi all'inizio della mia attività professionale. Seconda metà degli anni '80, il millennio precedente, mi trovavo in un cantiere della loro Unione Sovietica in Ucraina, a Sumy, città che è nota adesso per ben altri eventi. Ero da poco arrivato in cantiere e era accaduto un fatto drammatico, c'era stata una vittima, la seconda vittima tra l'altro in pochi mesi, e parlando col capocantiere, una persona di grande esperienza e di grande capacità, questo forse con un eccesso di iperrealismo, non lo definirei cinismo, mi dice: ma sa ingegnere, cosa vuole? In questi grandi cantieri complessi e particolarmente grandi, diciamo così, è normale mettere in conto un certo numero di incidenti e anche di vittime. E ne rimasi turbato, perché praticamente il numero delle vittime rientrava quasi come una voce di computo metrico, no? Cioè l'opera tot tonnellate di acciaio, tot metri cubi di calcestruzzo, tot incidenti. Ecco, sono passati una generazione e mezza da allora. Devo dire che molto è stato fatto tantissimo, ma il problema degli incidenti non è stato, ahimè, consegnato alla storia. Allora forse parlare di sicurezza all'università era poco più che un neologismo, o neanche. Chi ha fatto l'università ai miei tempi, ma neanche lontanamente, si parlava di sicurezza. Adesso di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, come si dice con le frasi fatte, e devo dire che almeno dal punto di vista della cultura, ma meglio ancora della formazione, molte cose sono state fatte. Infatti oggigiorno, sono qua appunto come coordinatore, possiamo dire che da un po' di anni la sicurezza sul lavoro è diventata materia di studio. Nello specifico nel corso di studio che io rappresento è un corso di nuova istituzione, è una delle nuovissime lauree professionalizzanti, una laurea destinata a formare i professionisti cosiddetti intermedi, ma il termine deve essere ovviamente interpretato con la giusta accezione. In particolare è dedicato alla formazione dei geometri laureati, abbiamo qua il presidente che mi ha appena preceduto, e dei periti laureati, e appunto di tutti coloro che comunque, diciamo così, si occupano di queste specifiche tematiche. Dicevo, in questo corso
Accanto alle discipline di base, ovviamente la matematica, la fisica, il disegno con le moderne tecniche, accanto alle altre discipline più specifiche e caratteristiche della professione, quindi le discipline del rilevamento, la progettazione e così via, potrei farvi tutto l'elenco e sostituirmi alla guida degli studenti, trovano collocazione come esami obbligatori 2 corsi, uno specifico dedicato all'organizzazione dei cantieri e alla sicurezza tenuto dal collega professor Tubaro e un altro proprio voluto dal mio predecessore professor Visentini tenuto dalla collega Mazzanti, appunto, giovane e capace collega, dedicato proprio alla sicurezza sul lavoro, ecco la quale avevo persa di vista, l'ho inquadrata. Ecco, quindi diciamo così, dal punto di vista, aggiungo a questo, qua vado oltre chiaramente i miei confini di competenza, aggiungo chiaramente anche il corso sulla sicurezza tenuto dal professor Grimaz qua, che è qua presente. Ecco, quindi diciamo così, l'Accademia per quello che può fare lo sta facendo, contribuisce diciamo così a diffondere, a far assimilare questa cultura, questo valore della sicurezza del lavoro che deve permeare, deve far parte della coscienza di tutti noi. Grazie e buon lavoro. Ringrazio tutti per essere intervenuti, ringrazio chi ha portato non i saluti, chi ha portato davvero il proprio intervento in questa prima fase e ci avviamo alle nostre relazioni che verranno introdotte dalla professoressa Filì. Mentre facciamo un rapido cambio di tavolo, ringrazio moltissimo, grazie. Grazie, arrivederci. Presidente, che piacere. Chiedo ai nostri relatori di prendere posto. Sì, ringraziamo davvero tutte le istituzioni, gli enti partner che hanno partecipato. Un grazie va ovviamente anche al pubblico in sala e poi ai relatori che ci quindi delizieranno con le loro competenze. La mia è soltanto una velocissima introduzione. Soltanto per mettere sul tappeto un po' di questioni e per dare una specie di quadro generale al tema, visto che in sala ci sono anche molti studenti. È stato detto dall'assessore Riccardi che ancora si muore di lavoro e come ha detto la dottoressa Nassimbene è importante parlare di qualità del lavoro. E allora, utilizzando proprio le parole del titolo della relazione del collega Amati, la sicurezza sul lavoro è sostanzialmente un cantiere sempre aperto. E basti pensare che dopo il PNRR abbiamo comunque avuto adesso l'entrata in vigore il 5 maggio, il decreto legge 48 del 2023 che si occupa di nuovo anche di sicurezza. Quindi davvero un mantra, come è stato detto prima, cioè è un tormentone, ma perché? Perché evidentemente i problemi non sono ancora risolti. Io proprio prendendo anche spunto da quanto ha detto prima la Presidente dell'Ordine degli Avvocati, il valore è lavorare in sicurezza, voglio soltanto citare qual è il quadro di riferimento, e cioè le norme della nostra Costituzione. La nostra Costituzione si occupa in fondo di sicurezza sul lavoro in tutta una serie di disposizioni, dall'articolo 2 che parla della dignità, all'articolo 3 il principio di uguaglianza, all'articolo 32 la tutela della salute, il 35 la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, anche le forme più nuove e lavoro in senso ampio, non solo subordinato, ma autonomo e parasubordinato. E poi l'articolo 41, e l'articolo 41 è quello che riguarda l'iniziativa economica privata. E qui voglio ricordare che nel 2022, proprio agli inizi del 2022, è entrata in vigore una legge costituzionale di riforma dell'articolo 41 della Costituzione, per cui l'iniziativa economica privata non si può svolgere in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, ed è questa la novità, all'ambiente e poi alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Quindi entra proprio nel 41 la parola salute, entra la parola ambiente. E
perché questo? Perché questa legge di revisione costituzionale ha tenuto conto della giurisprudenza costituzionale che si era sviluppata nel corso degli anni, in particolare dagli anni 2000 in poi, e poi nell'ultimo miglio, e cioè proprio sulla vicenda Ilva, la Corte Costituzionale 2016, 17, 18 si è pronunciata con delle sentenze che hanno cercato di sviluppare questo bilanciamento tra diritti. E la Corte aveva parlato di un bilanciamento che deve ispirarsi al criterio della proporzionalità e della ragionevolezza, perché, come ha detto la Corte Costituzionale, non deve esistere un diritto tiranno, e si riferiva anche proprio all'articolo 32, cioè al diritto alla salute, ma nemmeno si deve sacrificare un diritto, mortificare un diritto. Quindi una tutela sistemica unitaria che deve essere garantita. È per questo allora che il legislatore, con la legge 1 del 2022, legge di riforma costituzionale, modifica l'articolo 41 e dà a questo punto dei limiti all'iniziativa economica privata, che sono dei limiti interni, quindi non soltanto dei limiti tra disposizioni costituzionali, ma dei limiti intrinseci allo stesso articolo 41, alla stessa disposizione dell'articolo 41. Quindi limiti interni all'iniziativa economica privata sono rappresentati proprio dalla salute, dall'ambiente, oltre che, abbiamo detto, dalla dignità, dalla libertà e dalla sicurezza. E allora questo è uno spunto per dire che cosa? Prima è stata citata proprio la parola sostenibilità dal rappresentante di Confindustria. Certo, la parola sostenibilità, di cui tanto si parla, che deve essere declinata sicuramente, prima di tutto, come sostenibilità umana. Quindi sostenibilità certamente economica, ambientale e sociale, ma prima di tutto umana. E questo ci porta ancora a parlare di responsabilità, perché quando parliamo di sostenibilità parliamo di responsabilità. Responsabilità delle istituzioni, delle imprese, della società. E che responsabilità? Ma tra le tante responsabilità la principale è quella che noi abbiamo nei confronti delle generazioni più giovani e delle future generazioni. E quindi, per chiudere, salute e lavoro, un binomio storico, certamente, da quando nasce l'industria, da quando abbiamo la prima e poi la seconda rivoluzione industriale, ci poniamo il problema del binomio salute-lavoro, ma è un binomio da ripensare anche alla luce, come è stato accennato prima, delle grandi trasformazioni del lavoro, delle grandi trasformazioni tecnologiche e delle grandi sfide demografiche. E qui lascio la parola ai nostri relatori. Grazie. Caterina, mi metti le slide di Pierluigi? Ringrazio la professoressa Filì per questa incisiva e brillante introduzione ai nostri lavori e mentre approntiamo i mezzi tecnici vorrei spiegare il senso di questo convegno. Perché parliamo di PNRR? Perché ogni anno il premio Lombardi e il convegno Lombardi si focalizzano su un tema che sia la cartina di tornasole di un sistema. Abbiamo parlato di argomenti molto tecnici negli anni, abbiamo parlato di argomenti molto ampi, la formazione, abbiamo parlato... C'è un ritorno... Grazie. Abbiamo parlato di nesso di causalità. Il tema di quest'anno è di strettissima attualità. Perché? Perché il PNRR è una incredibile, eccezionale, enorme occasione di lavoro, che per noi è solo il lavoro sicuro. E allora ci interroghiamo con una giornata complessa. Quello che avete sentito sino ad ora sono interventi di grande respiro che ci danno l'idea di dove siamo. Ora con i nostri relatori andiamo ad approfondire nella mattinata i temi tecnici. Nel pomeriggio avremo, e lo saluto con affetto, Bruzio Bisignano, che porta insieme a Flavio Frigè il tema della sicurezza nella modalità dell'educazione con lo spettacolo. Per cui avremo questa lunga giornata e
senza altro indugio cedo subito la parola al nostro primo relatore, che è Pierluigi Rausei, dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ricordo che gli interventi del dottor Rausei e della dottoressa Silvia Rigano, che interviene come dottoressa di ricerca in diritto del lavoro, ma che è anche una funzionaria di ANCE, sono a titolo esclusivamente e strettamente personale, non impegnano le rispettive organizzazioni di appartenenza. Pierluigi è un amico che mi onoro di avere, con cui condivido la bellissima e vivace redazione del lavoro e la giurisprudenza, dove trovate le due dei 4 direttori e direttrici, per quello che ci riguarda, in sala. E però Pierluigi Rausei è davvero un'autorità nell'ambito della sicurezza sul lavoro e nell'ambito di molto altro. Non porto via altro tempo, grazie di essere venuto sin qui, grazie per il tuo intervento. Grazie a te Anna, grazie a tutti voi, è stato un immenso piacere raggiungervi, sia pure ovviamente con le difficoltà logistiche che a volte questo paese, ai noi, fa incontrare, e forse anche le dinamiche del viaggio rappresentano in qualche misura la caratteristica propria di un paese che vive ancora, a distanza ormai di 70 anni dalle prime norme generali sulla sicurezza sul lavoro, in una dimensione del già e del non ancora. Una dimensione nella quale sembra che tutto sia già pronto per, e invece siamo ancora lontani da. E allora la dimensione del PNRR diventa un'occasione propizia per darsi delle misure. Per la verità, in quella notte di aprile 2021, quando il testo andava in definizione nel change necessario tra un'esperienza di governo e l'altra, nella straordinaria approvazione di un provvedimento che ha garantito e sta garantendo e garantirà, se le cose andranno per il verso giusto, migliaia di procedimenti, migliaia di attività che altrimenti questo paese da solo, sia pure con una moneta che è una moneta liquida filtrante, nel senso che sono tutti rimborsi a prestito e quindi in qualche modo non è che ci viene regalato alcunché, però è una dimensione nella quale siamo spinti a spendere bene per reagire in un certo modo. Bene, in quella notte straordinaria fu, tra il 24 e il 25 aprile del 2021, fu inserito in coda il piano contro il sommerso. Nessuno ci aveva pensato, nessuno l'aveva incluso. Nella misura 5, nella missione 5, inclusione e coesione, quella dimensione, peraltro intanto forzatamente inserita all'interno di una dimensione nella quale ben altro si poteva e si sarebbe potuto se ci fosse stata un'attenzione per la materia della sicurezza sul lavoro e della qualità del lavoro. Si è parlato prima in più occasioni, lo faceva anche la Presidente del Consiglio Comunale, della dimensione della qualità del lavoro, lo faceva l'esponente di Confindustria. Il tema della qualità del lavoro e della dimensione dei lavori, peraltro anche Marina Brolo nel parlare di questo convegno sul Messaggero Veneto ieri dimensionava proprio la qualità dei lavori, perché è l'ambiente, il lavoro è l'ambiente per la persona e non il contrario. Quindi questa dimensione che la professoressa Brolo ci ricorda e ci richiama, ecco la persona al centro, questa dimensione del contrasto al sommerso, questa dimensione che prevede peraltro, e parlo degli obiettivi che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si vede tra capo e collo assegnati in questa misura che è stata ora coltivata. Vi ho messo nella slide precedente, le slide però sono già a disposizione degli organizzatori e chi ha lasciato il proprio email lo riceverà, un più 20% di ispezioni rispetto al 2021 e una riduzione del 2 punti percentuali rispetto all'incidenza del sommerso nel nostro paese a livello di economia reale stimata Istat e Eurostat. La dimensione quindi di lavoro porta subito il governo, già all'epoca in carica, siamo nel 2021, il PNRR viene approvato in aprile, in ottobre già il primo intervento sulla sicurezza sul lavoro e sulla vigilanza nei sistemi sanzionatori in materia di lavoro. E siamo in quella prospettiva che Valeria Filì dimensionava poc'anzi, quella caratteristica di guardare al diritto dell'impresa del fare intrapresa, e quindi il diritto che la Carta Costituzionale riconosce all'articolo 41, con i limiti sociali, solidali, di attenzione alla libertà, alla dignità. Peraltro esattamente
esattamente 2 anni prima, con una faticosa gestazione, il codice crisi di impresa e di insolvenza interveniva nella stessa prospettiva dell'articolo 41 emendato e sostituito nella dimensione del 2086, abbandonando l'idea che tutti avevamo studiato nei banchi di scuola e universitari dell'imprenditore capo dell'impresa, perché all'improvviso compare un ricco secondo comma che fa obbligo all'imprenditore di dotarsi di una organizzazione, prima ancora che di un'amministrazione e di una contabilità, di una organizzazione. È sfuggito a molti, ma qualcuno nel nostro campo, quello giuslavoristico, lo ha sottolineato già, di un'organizzazione che sia coerente e adeguata alla natura dell'impresa, idonea ad anticipare con tempestività i momenti di incapacità di business continuity, cioè di continuità aziendale. Guardate, non è il going concern economico-finanziario, i 2 anni di aspettativa, la capacità di evitare la crisi d'impresa in termini di insolvenza. Il codice crisi d'impresa, quando interviene nel 2086, comma secondo, lo fa per dire alle imprese: guardate che d'ora in avanti non avete più scusanti, l'imprenditore non è più soltanto il capo dell'impresa con i suoi dipendenti e collaboratori, e ricordiamo che il codice del 42 non chiama mai i dipendenti i collaboratori, anche i dipendenti sono collaboratori, anche il lavoratore dipendente, perché il lavoro dipendente non c'è, il lavoro subordinato non è definito, ma il lavoratore subordinato è colui che collabora nell'impresa. E allora l'idea del collaborare, che in realtà viene dal lavorare, cioè dal lavorare insieme, perché siamo tutti figli della lingua latina, poi voglio dire l'Udine e il Friuli Venezia Giulia ne è testimonianza anche archeologica sotto il profilo dell'appartenenza romana, in termini non chiaramente calcistici. Il dato è evidente e strutturale nel momento in cui questa appartenenza organizzativa la dimensioniamo sui profili della sicurezza. E allora l'organizzazione che l'azienda deve dotarsi, adeguata e coerente alla natura dell'impresa, non può non essere, lo diceva attentamente il rappresentante di Confindustria, guidata alle dimensioni dell'impresa. E allora perché, ci si chiedeva nei vari interventi, quella credibilità, lo diceva la Procuratrice della Repubblica, quella credibilità che è chiesta a chi fa giustizia, no? Di essere giudicato per il saper fare giustizia. In realtà nel diritto del lavoro noi nasciamo per questo, perché il diritto del lavoro è governato da un unico grande principio, il fondamento di tutto il diritto del lavoro, l'effettività delle tutele. Se non c'è effettività, non c'è diritto. L'effettività è quello che porta l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad esserci. Poi le politiche, le dinamiche, le dimensioni di logiche dialettiche di quella antipatica antinomia amico-nemico che Carl Smith aveva già bocciato nel momento in cui la studiava, ma nel diritto del lavoro, quando si fa politica del lavoro, quando si fa policy nel diritto del lavoro, spesso purtroppo riaffiora, e il contratto a tempo determinato, i voucher, oggi Prestò, la dimensione dell'attenzione che si fa su alcune tipologie contrattuali come l'apprendistato, come l'alternanza scuola-lavoro PCT oggi, la dimensione per la quale quelli che hanno fatto prima hanno sbagliato, quelli dopo fanno meglio. Pensate soltanto all'assegno di inclusione appena nato con questo decreto 48, e andrò a chiudere su quello, che porta su di sé il peso in soli 7 anni di 12 nomi diversi di un istituto che è sostanzialmente la stessa cosa, guardato però con l'occhiale di una politica bieca o sbilenca, a seconda della quale qualcuno è più povero degli altri e qualcuno è più libero degli altri. E allora la dimensione è scomparso dal testo rispetto alle bozze che da gennaio-febbraio circolavano degli occupabili e non occupabili. Oggi abbiamo quelli che possono essere attivabili. Ecco, la dimensione tecnologica, ci si invitava prima tra gli interventi a dire, lo faceva l'ingegnere, perché non ci occupiamo di quanto la tecnologia può dare. Ecco, io credo che quando il legislatore si tecnologizza dal punto di vista semantico, probabilmente perde di vista il senso della misura. L'uomo è attivo, in quanto tale. L'actus è ciò che differenzia l'uomo rispetto all'essere animale sensibile, senziente come l'essere umano, ma non ha l'actus, l'agire umano, quello che fa proprio l'uomo. E allora non cercate, nel decreto 48 non si capisce chi è attivabile o non attivabile. In realtà dicono che forse i centri per l'impiego, con quelle dimensioni umane che forse i concorsi che i comuni e le regioni stanno approntando, e vedremo se nei tempi dovuti riusciranno a infoltire le fila, riusciranno a dimensionare gli attivabili. Questo per dire che la prospettiva che il PNRR ha aperto non può non sposarsi coi vincoli di sistema. In un sistema nel quale, quando il 2086, secondo è entrato in vigore, non si è pensato minimamente a riorganizzare le imprese.
Pochi nel sistema confederale di Confartigianato, di Confindustria, di CNA hanno immaginato, ma per non parlare di Confcommercio e Confesercenti, a dimensionare il tema dell'organizzazione. Il professor Amati si concentrerà sul tema del 231, ma il sistema 231 è la nostra chiave di volta. Quell'articolo 6, quel MOG, quel modello organizzativo di gestione, non gli rubo ovviamente il tema, ma è il collegamento che porta anche l'ispettorato del lavoro a dimensionare l'attenzione. Non a caso l'articolo 30 del testo unico, del decreto cosiddetto testo unico, in realtà è un unico testo, non siamo riusciti a fare un testo unico in quegli anni, il legislatore non ce l'ha permesso e le dinamiche anche politico-sindacali non erano nella stagione buona per poter fare un testo unico. Ci si è provati, diciamo che dalla legge 123 2007 si è tentato di fare un testo armonico, quantomeno per chi come me ha avuto l'onore e l'onere di lavorarci sodo sotto in tante notti di lavoro a scrivere il sistema sanzionatorio, che non è perfetto, che me ne porto tutte le responsabilità per aver depenalizzato quello che poteva essere depenalizzato. Lo sforzo più grande è stato dimensionare una scaletta di graduazione dialogando con professionisti e magistrati con i quali ho avuto la fortuna di collaborare per capire quanto potesse essere scalettabile in termini di sanzione il rischio, perché lo scalettamento del rischio nel testo unico c'è, lo aveva fatto già il 626 anticipando un modo partecipato di sicurezza, una sicurezza che si dimensiona sulla valutazione del rischio, si dimensiona su una compartecipazione soggettiva, per cui ciascuno ha le sue responsabilità, e in questo forse è il pacchetto, oggi si usa dire così sulle leggi, normativo più serio dentro il decreto 48. L'articolo 14 che modifica diversi punti del decreto 81 e li analizzeremo sia pure velocemente tra qualche minuto, è forse la parte più utile e in linea di continuità con quello che è l'atteggiamento che si deve avere in quella declinazione di principio che va dall'effettività e alla credibilità, all'articolo 41 con le dimensioni dei limiti all'intrapresa e l'articolo 2086, comma secondo, rispetto al dovere di organizzazione coerente e adeguata. E allora il testo del decreto 146-2021 è il primo che traccia questa linea che il decreto 48, il cosiddetto decreto lavoro, decreto 1 maggio, ha portato poi ad oggi in consecuzione. Cosa fa questo decreto 146, da molti di noi ribattezzato mini riforma della sicurezza? Interviene su 14 articoli del testo unico, lo fa in maniera preponderante dando finalmente un peso ai preposti, e questa era una mancanza che non la versione precedente o primigenia del testo unico portava su di sé, ma la necessità di riconoscere a quella figura un potere attuativo, di interrompere, di sospendere immediatamente l'attività e di farlo non come fa il coordinatore per la sicurezza nei cantieri, diciamo a seguito di vigilanza ex articolo 92, ma direttamente perché mancano delle cautele, perché i dispositivi di protezione collettiva non funzionano, perché il lavoratore sta facendo una manovra sbagliata, perché il datore di lavoro o il dirigente competente, delegato e incaricato non è intervenuto. Occorre dare potere ai preposti e questo la norma lo fa, e lo fa anche con un'adeguata corrispondente sanzione penale, ma il tema che manca è la formazione dei preposti. E su questo, ai noi, abbiamo questa difficoltà attuativa di una Carta Costituzionale che purtroppo o per fortuna vede in campo soggetti come le regioni a statuto speciale, le province autonome, le regioni autonome, le regioni ordinarie, tutti insieme intorno a un tavolo che non sempre la conferenza Stato-Regioni riesce, e province autonome riesce a conciliare, tant'è che questo accordo unitario sulla formazione e l'addestramento che aspettavamo il 30 giugno 2022, siamo arrivati a maggio del 2023 ed è ancora missing. Speriamo non diventi wanted, perché se dal missing andiamo al wanted probabilmente stiamo sbagliando la traiettoria. In realtà il decreto 48 su questo rilancia, e lo fa, lo vedremo tra un attimo, in maniera molto sensata, perché non solo dice facciamo questi accordi, ma dice con coerenza facciamoli miratamente a non dire soltanto come si fa la formazione, non dire soltanto come si fanno le verifiche finali, ma anche come si deve monitorare chi la fa e vedere se davvero i controllori controllino i controllati, e quindi andare a vedere davvero se la formazione si fa, perché il grande tema della formazione, e non rubo su questo l'ottimo intervento che farà Silvia Rigano più tardi, la formazione deve essere vera o non deve essere, perché se noi abbiamo tanti formatori, e ai noi ce ne abbiamo anche troppi di formatori, di soggetti che operano nel territorio, per la formazione, se è formante e performante,
Il ragazzo che esce da un corso, fatto digitale, fatto inclusivo, fatto in presenza, fatto blended, non importa. Oggi la pandemia, se ci ha lasciato un insegnamento, è che le distanze si azzerano e si abbattono, e chi ha delle difficoltà motorie, problemi di caregiver dentro casa, può fare lo stesso lezione anche all'università, può andare avanti, può gestire la propria vita e non impedire, come era prima della pandemia, diciamolo con franchezza. Pochi atenei erano in grado di fare totalmente corsi a distanza e permettere alle persone di laurearsi a distanza, anche chi aveva forti invalidità. Pochissime commissioni esterne si sono mosse per far laureare disabili o donne in gravidanza a rischio. Questo nella storia di questo paese è stato un vulnus straordinario. La pandemia lo ha azzerato, e questo ci dimostra che l'emergenza non aguzza l'ingegno, ma forse spinge e accelera la tecnologia, perché avevamo già le competenze digitali e le strumentazioni le avevamo tutte. E allora la dimensione della formazione è andare a vedere chi la fa. Spesso in sede ispettiva capita di verificare attestati che non corrispondono, docenti che hanno messo firme e non hanno mai fatto un'ora di lezione. Parte l'indagine penale, parte la segnalazione alla procura e i procedimenti crescono. Perché non sono soltanto i procedimenti, e ringraziamo la Procura della Repubblica di Udine che ha voluto condividere il dato. Spesso non si ha questa partnership con le procure in Italia, ma di avere il dato delle iscrizioni nel registro degli indagati rispetto ai reati che in qualche modo hanno un nome e un cognome, quindi nominati di persona nota, rispetto all'omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime. Ma sono anche i reati che si annidano intorno alla sicurezza e sono legati ai soggetti protagonisti anche delle dimensioni della formazione e dell'addestramento. Oggi ancora più gravi, perché questa formazione va a toccare il vivo, il nucleo fondante di chi interviene in azienda, che non è più soltanto il lavoratore dell'RLS, ma è quel lavoratore individuato come preposto. È quel datore di lavoro che ha delle funzioni speciali, e le vedremo tra un po' anche rispetto alle novità del decreto 48. L'altro grande blocco del 146 è l'intervento sull'ispettorato. Per l'ispettorato acquisisce, grazie al 146-2021, o meglio torna ad acquisire alla distanza di oltre 40 anni, il potere generale di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro. E in questo, coerentemente con questo, la dinamica rispetto al nuovo potere di sospensione. Ovviamente ho fatto delle slide che non toccherò per i 30 minuti che mi sono dati individualmente, poi chi vorrà sono più ad approfondimento e tecnico, però i temi mi interessa tracciarveli tutti. Il legislatore non si preoccupa solo di dire all'ispettorato: da oggi fai vigilanza in sicurezza anche tu, perché le regioni sono rimaste con pochi gatti e i tecnici di prevenzione non possono fare soltanto vigilanza ai cantieri, perché il rischio cancerogeno in questo paese è amplificato e le persone sono mirate a quello, perché il piano nazionale di salute va su quello, e lode a Dio ne abbiamo tutti a trarne vantaggio se andiamo a prevenire la lotta ai tumori, perché ai noi penso che ciascuno ha purtroppo da raccontarne, quindi, ma dobbiamo aiutarli. E allora non possiamo fare affidamento sul tecnico di prevenzione della ASL, che forse farà accertamento in quel grande centro commerciale dove i ragazzi sono soggetti ad un magazzino nel quale probabilmente c'è un rischio amianto. I probabilmente in sicurezza non esistono, si va e si controlla, perché probabilmente è infortunio, probabilmente è morte. E allora, siccome i mesoteliomi sono tra le più nefaste, perché una piccolissima esposizione a distanza di 10-15 anni crea il danno mortale. E allora avere la capacità di essere indaganti e di farlo insieme ci porta, e fa bene il legislatore a farlo, ad intervenire già sul coordinamento. In molte regioni il comitato di coordinamento regionale sulla sicurezza non si era neanche fatto. Nel 2021 8 delle regioni italiane, e non parlo di quelle a statuto speciale, non avevano il comitato regionale di coordinamento. C'erano alcuni uffici provinciali che lavoravano sul vecchio sistema del 626, il DPCM 21 dicembre 2007, ma non si lavorava con la dimensione del coordinamento. Il decreto del 2021, il cosiddetto decreto fiscale, tra l'altro, pensate come le norme sulla sicurezza vengono in qualche modo impartite nel nostro sistema, e quelle norme intervennero anche per spingere questa programmazione coordinata degli interventi, e con un obbligo di una riunione almeno 2 volte l'anno, per cui in alcune regioni in cui si riunivano già rimangono con le riunioni trimestrali o quadrimestrali. Dove non c'era, non solo costruirlo, ma farlo riunire almeno 2 volte l'anno. E siccome la responsabilità poi alla fine è ma chi lo convoca, e la convocazione spettava soltanto all'assessorato regionale alla sanità, che qui vedo si muove bene, ma in altre regioni no,
la competenza passa anche all'ispettorato, per cui non è soltanto l'ASL o le aziende sanitarie rappresentate dall'assessorato o dalla struttura che la regione ha scelto, ma anche l'ispettorato che non ha scusanti. Se non arriva la convocazione dalla ASL lo deve fare dalla regione, lo deve fare l'ispettorato. Questo ha portato ad un altro aggancio, che è quello di far diventare l'ispettorato nazionale del lavoro protagonista di questa vigilanza, e quindi a livello provinciale la programmazione stretta di ogni ispettorato territoriale, la capitalizzazione delle sanzioni, perché le somme che vengono pagate per le prescrizioni, quel procedimento a cui faceva cenno la procuratrice rispetto al datore di lavoro che viene ordinato con questo provvedimento, che è un atto di polizia giudiziaria in cui si prescrive un comportamento di adeguamento normativo e quindi di coerenza, di ripristino della legalità, si estingue il reato, che è una contravvenzione, chiaramente non i reati in forma di delitto, ma si estingue la contravvenzione con il pagamento di una somma in via amministrativa. Questo passaggio delle somme in via amministrative sia nelle regioni sia oggi nell'ispettorato vanno a dare liquidità, quindi finanziare, interventi volti a prevenire e incidere sulla formazione e sugli interventi per la sicurezza sul lavoro. Su questo, entro il 30 giugno, nuova norma, l'anno scorso l'appuntamento non è stato rispettato, speriamo lo sia quest'anno, di redigere una relazione su tutte quelle che sono le misure, non l'attività ispettiva fatta nell'anno, ma le misure svolte in prevenzione e contrasto al lavoro irregolare finalizzato alla miglior tutela della sicurezza sul lavoro. La portata rivoluzionaria della norma la vedrete nelle slide. Fidatevi del fatto che gli ispettori del lavoro in sicurezza sul lavoro vigilavano un 4% delle attività aziendali. Oggi vigilano il 100% delle attività aziendali con dipendenti. E questo comporta che cosa? E qui andiamo alla ragion d'essere del PNRR. Quel più 20% di ispezioni 2021, se io allargo il campo d'azione diventa agevole, se a quel campo d'azione, qui sta all'intelligenza del politico, allargo il campo d'azione e dico all'ispettorato: guarda, non fai più soltanto i cantieri edili, semplifico perché cantieri edili, radiazioni ionizzanti, azioni e lavorazioni in cassoni sotto pressione, poco altro. Queste erano le dimensioni di ispezione. Oggi è tutto il sistema produttivo. È chiaro, se aggiungo anche personale, e questo fu la volontà del governo del 2021, assumere 1500 nuovi ispettori del lavoro, l'operazione può riuscire, più un quinto di ispezioni, 20% a distanza di 2 anni. Solo che nel frattempo, da un lato, gli ispettori attivi sono stati chiamati a fare molto lavoro in più, perché la sospensione che si è modificata è diventato un provvedimento straordinariamente attivo, perché dal 20% del personale l'irregolarità per sospendere un'impresa è scesa al 10%. E è stato incluso un personale che prima non aveva luogo, che è il lavoratore autonomo occasionale, con quella nuova capacità di monitoraggio della comunicazione preventiva da parte delle imprese. Scusate i tecnicismi, vedo ragazzi sbigottiti, tra un po' mi odieranno, tranne qualcuno che magari ha studiato su qualche mia pubblicazione, gli altri sono liberi di odiarmi, ci sta tutto, perché nel mondo della scienza giuridica c'è anche questo, l'odio per qualcuno, anzi l'odio è una forma d'amore, perché è la coltivazione abnorme di quel sentimento. Quindi l'idea però della tecnicalità è legata a, vi basti questo, un provvedimento che dà potere all'ispettore di sospendere immediatamente l'impresa, di non far lavorare, perché ci sono almeno un 10% di lavoratori irregolari, e cioè soggetti che non sono stati notiziati anticipatamente, perché questo è il sistema su cui per fortuna dal 2008 siamo allineati, che prima di iniziare a lavorare deve essere presentata una comunicazione, si chiama Unilav il modello, per dire che quella persona lavora regolarmente. A fronte di questo mancava nel mondo del lavoro una figura che spesso nei cantieri edili, ma non solo, è il lavoratore occasionale. Il legislatore ha introdotto un sistema di comunicazione ad hoc e quindi ha inserito nel 10% anche i lavoratori autonomi occasionali. Questo ha comportato che la platea di intervento è diventata macroscopica, per cui il provvedimento di sospensione, che è cautelare, perché io non faccio lavorare chi è nero, che chi è nero non ha avuto la formazione, chi è nero non sa cos'è la sicurezza, chi è nero probabilmente non è stato addestrato all'uso di quella macchina, ed è anche sanzionatoria, perché non puoi passarla liscia. Non basta la maxi sanzione contro il sommerso, che è un altro tema sul piano sanzionatorio che non sta però nella sicurezza, mentre questo è nella sicurezza, e cioè una forma di cautela per cui lo Stato dice all'organo di vigilanza: sospendi quell'imprenditore perché ha troppi lavoratori in nero, 10% degli occupati, o perché sta violando alcune norme gravi di sicurezza. Ecco, è un provvedimento estremo. Le norme gravi della sicurezza, vado veloce, poi gli approfondimenti li fate, sono legati a
5 grandi fattori di rischio. I rischi generali della valutazione del rischio, quindi DVR, il POS, il piano emergenza ed evacuazione, la caduta dall'alto, cioè caduta dall'alto, seppellimento, elettrocuzione e amianto sono i 4 rischi a più alta incidenza mortale. È evidente che se c'è qualcosa che non va su questo, occorre bloccare immediatamente l'impresa perché il rischio è troppo alto, è la vita. Vi faccio la tabellina che è l'allegato primo del decreto 81 dopo la riforma del 2021, che dà la dimensione di quali sono gli illeciti specifici per cui noi interveniamo a sospendere l'impresa oltre al 10% di sommerso. Quindi questo grande tema ha portato gli ispettori attivi a lavorare, ma nel frattempo i ragazzi che hanno fatto i concorsi, siccome il sistema concorsuale in Italia è, vincolato a una commissione unica che ha messo insieme diversi enti, l'ispettorato, che ai noi è quello che nella pubblica amministrazione per ragioni strane ha lo stipendio più basso, una volta competevamo con le università, oggi non competiamo più neanche, non abbiamo nessun competitor con noi, siamo i più bassi in assoluto, trovati ai conti della serva, ragazzi e ragazze vincitori di concorso hanno abbandonato gli ispettorati del lavoro, quindi magari sedi che aspettavano 30 ispettori se ne sono visti arrivare uno che non aveva vinto un altro concorso o che non aveva una sede vicina a casa, perché anche questo fa Italia, perché forse è l'occasione di trovare paesi del mondo come gli Stati Uniti d'America, ad esempio, no? In cui alla dimensione della casa o la Svizzera più vicina a noi, più piccolina, no? La casa non è neanche acquistata, la casa l'affitto oggi a Berna, poi domani andrò in un altro cantone. L'Italia no, l'Italia ha una casa che è legata a delle radici, in cui tutti ti conoscono, in cui devi fare radici, in cui devi tornare. Ora, l'idea della casa, su cui il diritto del lavoro tanto ha lavorato, non solo come lavoro domestico o lavoro a domicilio, ma come tante dimensioni di tutela nella casa di chi lavora, deve essere una dimensione diversa. Perché se noi continuiamo a ragionare sulla casa per il lavoro pubblico, peraltro lavoro pubblico che il decreto 48 continua, nonostante la Commissione Europea, nonostante il procedura di infrazione, a tenere a parte, perché come sapete il contratto a termine del lavoro pubblico rimane ancora pre-decreto dignità e ce lo ribadisce, quasi uno schiaffo alla Commissione Europea, la norma del decreto 48 sui contratti a termine, perché poco fanno sulle causali giustificative, un ritorno a causalone fino ad aprile prossimo, nel frattempo una spinta alla contrattazione aziendale, ma attenzione alle dimensioni che nel pubblico impiego la fate come volete. E forse è lì che dovremmo fare esattamente l'opposto. Il lavoro pubblico dovrebbe guardare in una dimensione totalmente nuova, quella prospettiva. E arriviamo allora a come il decreto lavoro invece affronta la sicurezza, perché la dimensione degli ispettori non ci sono. Quei 1500 che avrebbero potuto lavorare nella sicurezza, stiamo aspettando gli ultimi 400 che forse, essendo ispettori tecnici, dovrebbero scegliere noi, almeno per i titoli. Abbiamo 8 ricorsi in corso tra Consiglio di Stato e TAR, speriamo di definirli. Anna giustamente dice: Pier, sei alla fine, quindi l'odio sta per finire. Vado rapidamente sugli interventi del 48 sulla sicurezza. Io li condivido tutti. Ho letto alcune critiche in queste ore da parte di qualcuno, in particolare nel mondo dei medici competenti, però ragioniamo. Intanto questo è a carico del datore di lavoro ed è sanzionato penalmente, come è giusto che sia. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente. La norma previgente diceva solo quando il decreto testo unico 81 lo dice, oggi si dice anche quando la valutazione dei rischi lo renda necessario. Se io ho fatto la valutazione ex articolo 17 e 28 di tutti i rischi aziendali e mi rendo conto che anche se il decreto 81 dice di no, nella mia azienda la sorveglianza sanitaria è necessaria, io nomino il medico competente. Questa, attenzione, dal 5 maggio è legge con tanto di sanzione penale. Altra novità importante: autonomi, imprese familiari, avevamo l'obbligo delle attrezzature, la conformità delle attrezzature, titolo terzo. Gli obblighi ovviamente per gli autonomi e le imprese familiari e i soggetti assimilati è stato ridotto nel testo unico per non appesantire quel sistema di impresa che è nato semplice e semplice deve restare, altrimenti facciamo ufficio cose complesse ovunque. La dimensione nuova è anche, quando si lavora in cantieri temporanei, le opere provvisionali. Il 112 è per tutti, anche se ci lavora un soggetto come imprenditore individuale. Ecco la norma che sta facendo discutere. Il medico competente, se non può lavorare, deve dire al datore di lavoro il nome del sostituto e non un nome qualsiasi, ma un sostituto che sia medico competente. Guardate, sembra una norma banale, ma non lo faceva nessuno.
e spesso è stato spiazzante per alcune imprese anche emergere dal sommerso, perché l'emersione dal sommerso obbliga alla sorveglianza sanitaria quando prevista, e quindi questo è un tema essenziale e il medico ovviamente deve trovare il sostituto, e qui nasce. Ma il tema più devastante è la cartella sanitaria del precedente datore di lavoro. Perché? Perché la prima visita del primo lavoro è la più delicata. Se però questo ha fatto già un altro lavoro, ma benedetto Iddio, magari è stato visitato in visita periodica 2 mesi prima, ma ne vogliamo tener conto anche a livello di costi, perché a livello di costi una visita medica costa tra i 50 e i 120 a seconda dei settori, ma vogliamo pensare che si fa economia su cose serie e non sul fatto che il soggetto è stato visitato. Poi certo, se ha nuove attrezzature e nuovi rischi, si farà tenendo conto di quella cartella la nuova visita. E poi gli obblighi di formazione, quello che vi dicevo prima, quell'accordo che il decreto del 2021 prevedeva di doversi fare entro il 30 giugno, oggi c'è anche il monitoraggio degli accordi e il controllo sulle attività formative, rispetto da parte dei docenti e dei discenti rispetto all'attività. E poi 3 interventi sulle attrezzature. Chiudo davvero, Anna, 2 battute sull'ispettorato e chiudo. Le verifiche periodiche, i soggetti privati non aspettano più la delega da INAIL ASL, diventano subito incaricati di pubblico servizio e se la visita preventiva la prima la fa l'istituto, l'INAIL, le altre le fanno direttamente i soggetti privati. La dichiarazione di autocertificazione sulla noleggio uso senza operatore, non è più necessario indicare tutti gli operatori presenti in cantiere, e qui si libera finalmente il vincolo. Ah, caspita, ma questo non l'hai messo nella dichiarazione, non è più necessario, però l'avvenuta formazione e addestramento sì, non mi interessa trovare il nome stampigliato nel cartellino, occorre che la persona abbia avuto la sostanza, l'effettività. Vado, stessa cosa sull'ispettorato, si rafforza l'ispettorato senza dubbio. Le informazioni di tutti i soggetti, pubblici o privati, vanno condivisi con l'ispettorato e con la Guardia di Finanza. Dal 5 maggio è partita, lo sta facendo il direttore generale, una grande campagna di acquisizione dati, anche in interoperabilità. Speriamo di riuscirci con la tecnologia in atto. Altra novità fondamentale, siamo presenti in Friuli e ringrazio la collega di essere presente anche qui con noi quest'oggi. Siamo presenti in Val d'Aosta, siamo presenti in Sardegna come Ispettorato Nazionale del Lavoro perché gli statuti speciali di queste 3 regioni hanno riconosciuto la condivisione unitaria della vigilanza, non siamo presenti in Sicilia, Trentino e Alto Adige. Questo vulnus è sanato dall'articolo 16, ovviamente nei limiti della Costituzione, quindi non andiamo a dire facciamo la vigilanza al posto delle regioni e delle province autonome, ma andiamo a dire mandiamo i nostri ispettori a rinforzare per una maggior tutela utilizzando le sedi di INPS e INAIL. 2 dubbi però sulla forza dell'ispettorato. Il primo è questo: nasce l'ADI, il nuovo assegno di inclusione, e per l'ADI il legislatore alla Guardia di Finanza e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro aggiunge, virgolettato, il personale ispettivo dell'INPS. Ecco, questo soggetto mitologico non esiste più. Il legislatore parla di qualcosa che ad oggi non c'è, perché l'ispettorato dell'INPS non c'è, gli ispettori dell'INPS fanno parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quindi lo rinforziamo, ma quale? Un Ispettorato Nazionale del Lavoro senza INPS e senza INAIL? E l'ultimo ragionevole dubbio, forse se lo vogliamo rinforzare davvero cominciamo a ragionare di cose e anche noi di organizzazione. Noi siamo presenti non in tutti i territori provinciali, molte sedi sono raddoppiate, dirigenti costretti a viaggiare e funzionari a viaggiare da una sede all'altra in provincia, ad esempio come Chieti Pescara, di indotti importanti, parlo di cose lontane da qui, ma anche qui in Friuli e in Lombardia, in Emilia Romagna, le sedi cosiddette accorpate. E in più tutto il mondo viaggia sul modello regionale, tutto il mondo istituzionale dell'italiano chiaramente, sul modello istituzionale regionale, noi viaggiamo sull'interregionalità che ormai non frequenta più nessuno, tranne l'Agenzia del Demanio, ma per evidenze economiche e altre. Quindi forse accanto all'incremento serio di personale e a un riassetto organizzativo, se si crede, come spero, nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, perché la tutela del lavoro passa anche da qui. Grazie. Ringrazio di cuore il nostro relatore Pierre Rausei e poi ce lo risentiamo a velocità rallentata. Lo facciamo tutti, lo facciamo sempre, facciamo le pause e lo risentiamo per pezzi. E lo ringrazio anche per il copioso materiale che sarà a disposizione di chi è intervenuto.
E cedo senza altro indugio, ma perché è stato anche già evocato, la parola al collega professor Enrico Amati, professore di diritto penale dell'Università di Udine, e già conoscenza del premio Lombardi. Lo ringrazio e affronto con lui questo cantiere aperto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io ovviamente i miei ringraziamenti vanno in particolar modo alle organizzatrici, agli organizzatori, la professoressa Zilli che mi ha invitato a questo bellissimo incontro di oggi, dove ho già ascoltato e ho avuto parecchi spunti, diciamo, sia nei saluti introduttivi sia nella relazione di chi mi ha preceduto. Ed è sempre un piacere, devo dire, partecipare tra l'altro ad un incontro dove si conferisce un premio di laurea, che è questo l'obiettivo principale, direi. Quindi fa sempre molto piacere che ci siano dei laureati meritevoli del prestigioso premio Lombardi. Bene, chi mi ha preceduto ha già introdotto in parte il tema. Il tema sicurezza sul lavoro, sistema 231 e cantiere sempre aperto. Ora, innanzitutto, brevemente, che cosa intendo per sistema 231 e che cosa intendo per cantiere sempre aperto? Beh, per sistema 231 intendo fare riferimento in sostanza a tutte quelle procedure, quei protocolli, quei modelli organizzativi che sono previsti dal decreto 231 del 2001, ma anche da altre fonti normative, penso ad esempio proprio al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'articolo 30 detta in modo molto più dettagliato rispetto all'articolo 6 del decreto 231 i contenuti del modello organizzativo, che hanno sostanzialmente una finalità, diciamo, di esimere da responsabilità l'ente, la persona giuridica al cui interno si verifica un reato particolarmente grave, quale l'omicidio colposo, le lesioni gravi o gravissime, ma che hanno anche una funzione evidentemente di carattere preventivo. Hanno appunto cioè la finalità di prevenire il verificarsi di questi reati particolarmente gravi. E quindi l'attenzione per la prevenzione credo che sia un tema centrale del sistema 231. Se ne parlava questa mattina, lo accennava la Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Perché cantiere sempre aperto? Beh, cantiere sempre aperto perché sono passati ormai più di 20 anni dall'entrata in vigore del decreto 231. Ne parliamo quasi ancora come una novità. Anche io quando faccio lezione lo accenno sempre, forse anche un po' distrattamente nel corso di diritto penale 1, un po' come una novità significativa, ma ormai è passato del tempo. Questo forse è una deformazione professionale, noi penalisti chiamiamo ancora il nuovo codice di procedura penale che è del 1989, che insomma non è proprio nuovissimo per la verità. Però è una novità per certi versi, è vero che è una novità, perché dal punto di vista applicativo in effetti le pronunce più recenti, le applicazioni più significative, innanzitutto devo dire non sono tantissime. Io ho cominciato ad occuparmi di questo tema nel 2007, c'erano davvero pochissime pronunce, soprattutto del Tribunale di Milano, anche perché i reati cosiddetti presupposto erano tutto sommato pochi. Un impulso notevole, uno sviluppo significativo lo si è avuto proprio con l'introduzione nel 2007-2008 dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, perché purtroppo sono frequenti, lo ricordava anche la professoressa Marina Brollo in quel bell'articolo sul Messaggero Veneto, purtroppo gli infortuni sono in aumento. Per fortuna pare quelli mortali un po' meno dal rapporto dell'INAIL. Però questo è un dato significativo di cui dobbiamo tenere conto, anche nell'implementazione appunto del sistema prevenzionistico. E quindi è un cantiere aperto perché ricostruire lo stato dell'arte, dell'applicazione concreta della responsabilità degli enti non è un compito semplice. La dottoressa Danelon questa mattina faceva riferimento ai dati, strumento davvero utilissimo in effetti. Comprendere i dati, avere a disposizione soprattutto i dati, cosa non semplice, anche per noi che facciamo ricerca, è uno strumento fondamentale, perché noi anche sotto il profilo scientifico possiamo ovviamente essere propositivi, possiamo essere utili anche sotto il profilo concreto, applicativo, di proposte di riforme, solamente se abbiamo dei dati. E purtroppo di dati non abbiamo tantissimi. Questo è un po' un mio cruccio, nel senso che mi piacerebbe, come dire,
mettere un po' più le mani in pasta, possibilmente, ad avere accesso a dati anche magari nel nostro territorio per cercare di studiare più a fondo come viene applicato il decreto 231, per quali reati, con quale esito. Solamente conoscendo questi dati possiamo cercare di implementare sia la normativa, ma sia anche, forse, la cosa più urgente, più concreta, i modelli organizzativi, i sistemi preventivi che sono lasciati all'autonormazione, in particolar modo delle imprese. Cantiere sempre aperto, del resto, in un'ottica molto più ampia, poi è il cantiere della giustizia. Sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha un obiettivo particolarmente ambizioso. Per quanto riguarda la giustizia penale, che è il settore che più conosco, si propone di ridurre entro il 2026 il 25% dei tempi medi dei processi penali. La riforma Cartabia si pone nell'ottica degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e gli strumenti innovativi sono parecchi. Strumenti innovativi che vanno dalla deflazione, strumenti di carattere premiale, cioè si cerca di premiare comportamenti virtuosi, sono stati potenziati taluni istituti come la tenuità del fatto, la messa alla prova, temi sui quali tornerò perché a mio avviso sono importanti anche sul versante del decreto 231 con taluni aspetti problematici. L'ottica sostanzialmente è quella possibilmente del meno processo e meno carcere. Anche la riforma delle pene sostitutive si pone in quest'ottica. Ottica deflattiva, quindi ottica premiale, ottica efficientistica, con le luci e ombre ovviamente di queste riforme, se ne è parlato anche questa mattina. Però deflazione ovviamente non significa necessariamente, non può significare minore tutela, soprattutto in un settore particolarmente sensibile, quale quello di cui parliamo oggi. Salute e sicurezza sul lavoro. In quest'ottica devo dire che la legge 79 del 2022 di conversione del decreto legge 36 del 2022, ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contempla anche delle misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano Nazionale e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E mi pare importante all'interno di questo corpo normativo significativo l'articolo 20, perché l'articolo 20 nell'ottica, direi, della prevenzione, che è l'ottica di carattere generale forse, della premialità della prevenzione della riforma della giustizia, prevede che l'INAIL, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali. Attraverso che cosa? Attraverso la promozione di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, che diciamo è l'aspetto più importante, più significativo, di progetti di ricerca e di sperimentazione di soluzioni tecnologiche, di sviluppo di strumenti e di modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, e poi di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e della sicurezza. Ecco, esatto, ho tagliato un po' perché, per abbreviare. Direi che il filo conduttore delle riforme che possono essere ricondotti al PNRR è proprio quello di premiare, per così dire, comportamenti virtuosi. E qui mi riferisco comportamenti virtuosi, da un lato persona fisica, nel settore che meglio conosco è quello penale, e dall'altro lato quello delle persone giuridiche, dove forse non si è intervenuto in modo significativo. E questo è forse un po' una pecca delle riforme più recenti, ma indirettamente mi pare di comprendere che un segnale sia quello della promozione di comportamenti virtuosi, sui quali tornerò. In questo settore, in quest'ambito, si inserisce a mio avviso anche il recente decreto sul whistleblowing, sul quale non entro nel merito perché la professoressa Zilli so che è più che esperta e quindi segnalo solamente. Ecco, nel contesto quindi della cosiddetta compliance aziendale, i modelli 231 giocano ovviamente un ruolo fondamentale, e gioca un ruolo fondamentale l'articolo 30,
che è contenuto non nel decreto 231 ma nel testo unico del 2008, i cui effetti sono plurimi, come sappiamo, la efficace, poi mi soffermerò su quella che è l'applicazione giurisprudenziale, l'efficace adozione di idonei modelli organizzativi, perché innanzitutto diciamo gli effetti positivi quali sono? Sono effetti certamente sul piano, se vogliamo, di immagine reputazionale, di promozione di un comportamento virtuoso per l'azienda. Poi non vanno sottovalutati anche degli effetti per quanto riguarda l'accesso al merito creditizio di chi adotta dei modelli organizzativi, l'accesso alle procedure di gara. Ma l'effetto forse più importante per certi versi è l'effetto certamente premiale. Qui torniamo all'ottica della premialità, perché la premialità in effetti nasce in modo particolarmente avanzato, o meglio è apprezzabile proprio nel decreto 231 del 2001, il nipotino del codice Rocco, se così vogliamo chiamarlo, perché il codice Rocco non era certamente premiale, nasce nel 1930, ottica autoritaria, adesso sta quasi sopravvanzando il nipotino, cioè il nonno autoritario sta diventando un nonno più tollerante per certi versi. Questo è un po' il paradosso, sul quale tipico dei vecchi, esatto, forse sarà l'età. Ecco, per questo vorrei soffermarmi brevemente su quello che è, primo, lo stato dell'arte in materia di responsabilità 231, analizzando brevemente quel poco che ho potuto analizzare di giurisprudenza, più che altro, diciamo, le sentenze più significative della Cassazione, perché accedere alla giurisprudenza di merito purtroppo non è sempre così semplice. E senza entrare più di tanto nel tecnico, perché il tempo poi vola, vorrei soffermarmi proprio su alcuni aspetti, quelli centrali, che riguardano i criteri di imputazione della responsabilità all'ente e poi quella che è il cuore forse del problema, cioè la valutazione giudiziale dell'efficacia e dell'idoneità del modello organizzativo. Non entro troppo nel tecnico, perché altrimenti mi si accusa, come in genere i penalisti vengono accusati di essere un po' troppo problematici, ma cerco di semplificare, però si tratta di questioni teoriche che hanno dei risvolti applicativi di non poco conto. Primo aspetto, quello dell'interesse e del vantaggio per l'ente, nel senso che l'ente può essere sanzionato solamente se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. E l'inserimento di reati colposi, di omicidio colposo, di lesioni personali gravi o gravissime ha dato luogo ad una serie di problemi che non sto a riassumere, alcuni forse diciamo più di carattere teorico che con riflessi applicativi concreti, ma queste problematiche però a mio avviso hanno in parte anche bloccato, per così dire, l'applicazione del decreto 231, perché anche credo gli uffici di procura si sono trovati a doversi confrontare con questo tema. Ma come facciamo a dire che l'ente ne ha tratto un interesse o un vantaggio? Da che cosa? Della morte del lavoratore? Dal fatto che ha subito delle lesioni? Qui il problema nasce perché sotto il profilo, diciamo, della struttura del reato si tratta di reati di evento, e il reato è quello, è la morte, è l'infortunio. Si dirà appunto problemi teorici, ma non può essere così. E infatti diciamo che la giurisprudenza, come del resto la dottrina, ci ha un po' messo una pezza. Un approdo significativo, per farla breve, è la sentenza ThyssenKrupp del 2014, dove si dice sostanzialmente vi è un interesse, un vantaggio dell'ente, non certamente quando il dipendente muore o subisce una lesione, ma quando non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie, ricercando un risparmio di spesa sostanzialmente, cioè risparmia sui costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quello è l'interesse, quello è il vantaggio. Però qualche profilo ancora problematico, nonostante questa precisazione delle sezioni unite, c'è. Perché ad esempio ci si chiede, ma possiamo dire che c'è un interesse e un vantaggio anche quando le violazioni sono episodiche? Non sono sistematiche? Oppure un interesse e un vantaggio c'è solamente quando la violazione delle norme antinfortunistiche si inserisce nell'ottica di una precisa politica aziendale, quindi comportamenti reiterati, portati avanti nel corso del tempo e quindi sistematici?
Questo è un problema di non poco conto, perché se noi limitiamo l'interesse e il vantaggio ai comportamenti, diciamo, episodici, restringiamo di molto l'ambito applicativo. E in effetti non è che la contestazione è automatica della responsabilità degli enti per qualsiasi infortunio sul lavoro. C'è, credo, una particolare attenzione anche negli uffici di procura, credo, legata proprio alla interpretazione di questi concetti, dell'interesse e del vantaggio. E qui la Cassazione ci offre in effetti due diverse opzioni interpretative. C'è una parte della giurisprudenza che richiede che vi debba essere una violazione sistematica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quindi deve emergere una politica aziendale non rispettosa delle politiche antinfortunistiche. Un altro orientamento della giurisprudenza invece per cui si ritiene sufficiente anche una violazione isolata, purché però sia significativa, abbia anche dal punto di vista economico una certa apprezzabilità in termini di risparmio di spesa. E quindi sono due orientamenti diversi, talvolta difficilmente conciliabili. Certo, il carattere sistematico è un indizio serio, è significativo, appunto, scusatemi il gioco di parole, nel senso che se c'è una politica e una sistematica violazione delle norme antinfortunistiche, mi pare evidente che sia facilmente dimostrabile l'interesse ed il vantaggio. È un elemento però meramente di indice probatorio, un elemento di essenza, per così dire. Ecco, questo è il primo aspetto problematico. Riassumendo su questo punto, a me pare che al di là della sistematicità o non sistematicità, dalle pronunce della giurisprudenza ciò che traspare, sebbene non sempre per la verità in modo piuttosto cristallino, è che l'infortunio debba essere stato facilitato certamente da una politica aziendale disinteressata ai temi della sicurezza. Questo è un dato, mi pare, pacifico. Ma quando è che la politica aziendale è disinteressata ai temi della sicurezza e quali sono gli indici probatori? Certo, quello della sistematicità è quello più evidente. Però a mio avviso ce ne possono essere anche altri che talvolta si confondono anche con la valutazione però dell'idoneità e dell'efficacia del modello organizzativo, cioè tema centrale, la mancata adeguata formazione dei dipendenti. Questo è certamente una avvisaglia significativa, credo, della scarsa attenzione per la sicurezza. La mancata applicazione delle sanzioni disciplinari quando il dipendente non rispetta le prescrizioni antinfortunistiche, quindi con il rischio che certi comportamenti siano sostanzialmente tollerati. La mancanza di flussi informativi verso l'organismo di vigilanza o la scarsa operatività dell'organismo di vigilanza che rimane sostanzialmente un organo un po' così sulla carta. Ecco, questi sono tutti indici e avvisaglie quantomeno di una certamente scarsa attenzione per il settore della sicurezza sul lavoro e che possono essere indici di un certo interesse o la ricerca di un certo vantaggio o certamente della scarsa efficacia del modello organizzativo. E qui vengo al secondo aspetto, proprio quello dei modelli organizzativi. Aspetto forse più problematico perché ci si chiede quale sia la valutazione giudiziale di idoneità e di efficacia del modello, nel senso che il principale effetto del modello organizzativo è quello esimente, e cioè l'ente va esente da responsabilità parapenale, per così dire, nel momento in cui abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo, ma rimane però il problema: come lo valuta il giudice? Come fa a stabilire se quel modello era idoneo, era efficace o meno? Qui i problemi nascono dal fatto, e questo è il settore forse sul quale ci sarebbe una maggiore urgenza, a mio avviso, di intervento, perché il legislatore ha sostanzialmente delegato all'ente il compito di autodotarsi di misure organizzative adeguate a prevenire il rischio di reato. L'articolo 6 del decreto 231, se qualcuno lo conosce, ha modo di leggerlo, è molto scarno sotto questo profilo. Molto più ricco è l'articolo 30 del testo unico del 2008, che ci dà delle informazioni, quantomeno sul contenuto del modello, molto più dettagliato. Però rimangono in ogni caso ampi margini di discrezionalità nella valutazione giudiziale della idoneità.
E in effetti sono state prospettate dalla dottrina talune ipotesi di possibile riforma, ad esempio si era prospettata la preventiva certificazione del modello ad opera di professionisti abilitati, una previsione di una presunzione relativa di idoneità del modello se conforme alle linee guida elaborate dall'associazione di categoria, una previsione poi di maggiore dettaglio delle componenti strutturali del modello organizzativo. Ecco, la terza opzione, cioè quella del maggior dettaglio, è quella che fino ad oggi è stata l'unica opzione che è stata recepita dal legislatore proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede di replicare quella soluzione in materia di reati agroalimentari, ma mi pare che al momento, diciamo, il progetto riformatore sia piuttosto fermo. Le altre due opzioni non entro nello specifico, ma certificazione preventiva e presunzione relativa di idoneità mi lasciano per la verità un po' perplesso, perché comunque ci deve essere una valutazione concreta da parte del giudice. E qui vengo invece alla novità significativa del decreto 79 del 2022 a cui accennavo prima, perché a mio avviso proprio il riferimento a quei protocolli di intesa a cui fa riferimento il decreto ritengo che possano essere un utile strumento di implementazione dei modelli organizzativi. Non sono autenticamente, direi, modelli organizzativi, appunto sono protocolli di intesa che hanno un certo contenuto, e non certificano ovviamente la validità in via preventiva di un modello, però consentono quantomeno di condividere, credo, tra l'INAIL e le imprese, quel patrimonio di conoscenze utile a mettere in campo tutte quelle risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché tutte le eventuali risorse anche economiche destinate alla finalità di interesse, cioè di prevenzione. Un esempio, a quanto mi risulta, poi mi correggerete se mi è sfuggito qualcosa, un esempio è il protocollo, diciamo, pilota, per così dire, il protocollo d'intesa INAIL con Ferrovie dello Stato. Ecco, accordo che a sua volta poi prevede degli accordi attuativi, non so se siano già intervenuti o meno. Ecco, mi pare che questo sia uno strumento utile nell'ottica della prevenzione di condivisione di saperi. Poi, ecco, quando il modello ha efficacia esimente, qui brevemente, poi Anna fermami quando è ora, il concetto di idoneità e di efficacia del modello organizzativo. Faccio riferimento a quelli che sono gli approdi, diciamo, giurisprudenziali, cercando di mantenere un taglio, diciamo, applicativo. Ovviamente l'idoneità e l'efficacia del modello, o meglio, l'inidoneità e l'inefficacia del modello non possono essere valutate nel momento in cui, o meglio, se si verifica un reato non si può dire che quel modello era automaticamente inidoneo e inefficace, perché ovviamente in questi termini non avremo mai una idoneità e efficacia del modello. Quindi occorre una valutazione concreta in relazione alla quale la giurisprudenza più recente sembra porre particolare attenzione, e in particolar modo per quanto riguarda l'efficace attuazione del modello. Qui gli indici, diciamo, sono diversi. In parte li ho già richiamati: l'operatività dell'ODV, la diffusione del modello, l'effettiva formazione di dipendenti, il sistema sanzionatorio disciplinare efficace. E poi devo segnalare un'importante pronuncia recentissima, chiudo, del 2015, del 2022, la sentenza Impregilo, che si sofferma su quello che, diciamo, è la valutazione della colpa di organizzazione dell'ente, riconducendo questa valutazione ai canoni classici della colpa in ambito penale, sostanzialmente, così come la conosciamo noi, ovvero sia ci vuole una efficacia causale, ovvero sia l'inadeguatezza del modello deve aver avuto un'efficacia causale rispetto alla commissione di quello specifico reato, e poi ci vuole una valutazione in termini di prevedibilità in concreto del fatto di reato, cioè quell'illecito era ragionevolmente arginabile
mediante l'adozione di ulteriori misure precauzionali oppure no? Questa è una valutazione tipicamente penalistica, quindi molto spesso ci veniamo rimproverati di essere un po' troppo problematici o cervellotici, però sono risvolti applicativi che vanno considerati, perché le conseguenze sul piano applicativo non sono di poco conto. Da ultimo, e poi davvero chiudo, che cosa manca a mio avviso in un'ottica eventualmente riformatrice del decreto 231? Manca l'attenzione, o meglio il coordinamento con l'ottica premiale cui è incentrato l'attuale assetto normativo a seguito della riforma anche cosiddetta Cartabia, che ha dato luogo, ha attivato anche un sistema particolarmente complesso di giustizia riparativa, ha accentuato l'operatività di meccanismi premiali, soprattutto la messa alla prova. La sospensione del processo con la messa alla prova, cioè la persona fisica può chiedere di sospendere il processo penale chiedendo di porre in essere dei comportamenti riparatori, svolgere dei servizi socialmente utili e se lo fa può vedersi estinto il reato. Ecco, paradossalmente la messa alla prova, le sezioni unite della Cassazione investite della questione hanno detto che non si applica in capo alla persona giuridica, perché anche la messa alla prova ha un contenuto sostanzialmente afflittivo sanzionatorio e in virtù della riserva di legge non si può estendere anche all'ente, perché il decreto 231 nulla dice sulla messa alla prova. E si dirà, ma come si fa a mettere alla prova un ente? Che cosa farà mai di servizio socialmente utile? Ma in effetti lo fa, perché la giurisprudenza di merito, e qui l'importanza della giurisprudenza di merito, perché ci offre anche talvolta nuovi orizzonti, invece ha sperimentato questo istituto. Taluni giudici l'hanno ritenuto ammissibile. In che modo? Beh, cito ad esempio una pronuncia del Tribunale di Modena: eliminazione delle conseguenze negative dell'illecito, risarcimento degli eventuali danneggiati, restyling del modello organizzativo e poi svolgimento di un'attività di volontariato. Nello specifico, fornitura gratuita di una parte della propria produzione in favore di un organismo religioso. L'ente che adotta e che si adopera per fare queste attività si è visto poi successivamente estinto appunto il reato. Ecco che allora l'ottica premiale, a mio avviso, lo si è detto in parte anche stamattina, la dottoressa Denelon accennava ai meccanismi estintivi delle contravvenzioni, che comunque producono l'effetto utile, tutto sommato, della riparazione dell'offesa. E allora a mio avviso anche estendere all'ente questi istituti di carattere premiale può avere un effetto utile. Certo, come al solito, si tratta del giusto bilanciamento tra repressione e prevenzione o attenzione verso istituti di carattere premiale. Quindi repressione e premio giustamente bilanciati, ma davvero sarebbe paradossale che il decreto 231 rimanesse indietro rispetto ad un codice penale vecchio, ma per certi versi forse più avanzato. E vi ringrazio. Ringrazio il collega Enrico Amati per questa relazione e devo dire mi è sembrato meno cervellotico dei normali penalisti. Quindi o sono migliorata o il collega, ed è quello che penso, ha fatto davvero uno sforzo di portarci elementi di comprensibilità per questa collettività disomogenea dal punto di vista delle nozioni penalistiche. Enrico, grazie, è molto bello, molto interessante e c'è questo convitato di pietra della formazione che si aggira fra noi. Ce lo chiarisce come funziona e andiamo nel settore dell'edilizia, che poi sarà un settore che rifrequenteremo negli interventi successivi, la dottoressa Silvia Rigano. Ci congratuliamo con lei che ha recentemente conseguito il titolo di dottoressa di ricerca e le cedo subito la parola. Grazie mille professoressa, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio appunto la professoressa Zilli per l'invito. Ciò che andrò ad illustrare oggi, come abbiamo detto a titolo personale, è il risultato della ricerca che ho condotto negli ultimi 3 anni di dottorato in internship presso l'ANCE.
In particolare io mi sono occupata di formazione e sicurezza nel settore dell'edilizia, con riferimento specifico al ruolo che le parti sociali del settore rivestono attraverso la contrattazione collettiva e attraverso il relativo sistema di relazioni industriali, costituito dalle parti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Quindi ciò che andrò a illustrare oggi è in chiave appunto di relazioni industriali principalmente, di bilateralità e appunto di funzioni della contrattazione collettiva. Ora, il settore dell'edilizia è stato scelto per il mio elaborato di tesi proprio perché rappresenta un unicum nel panorama di relazioni industriali italiano, dato che si tratta di un sistema che ha costituito al proprio interno, attraverso appunto la contrattazione collettiva, degli enti che abbiamo detto essere enti bilaterali caratterizzati, come vedremo successivamente, dal requisito della pariteticità, che si occupano di formazione e di sicurezza. Ora, prima di andare ad analizzare nello specifico il sistema della bilateralità edile, vorrei riservare attenzione in maniera generale a quella che è la bilateralità, quindi che cos'è il fenomeno della bilateralità, di cosa parliamo quando parliamo di enti bilaterali. La dottrina ha ricostruito il fenomeno della bilateralità parlandone come di istituzioni nate soprattutto nei sistemi di relazioni industriali di tipo dinamico, quali quelli sviluppatisi nei paesi anglosassoni in primis, che si articolano non soltanto mediante la contrattazione collettiva, ma anche attraverso l'istituzione di organismi permanenti rappresentati da appunto datori di lavoro e parte sindacale, quindi essenzialmente da rappresentanti datoriali e rappresentanti sindacali. Quindi i tratti caratterizzanti la bilateralità, ciò che la rende un elemento intrinseco, strutturale del nostro sistema di relazioni industriali, sono principalmente due: la creazione dell'ente da parte della contrattazione collettiva e la gestione paritetica dello stesso. Come la dottrina ha avuto modo di evidenziare più volte, gli enti stessi andrebbero a costituire un vero e proprio sottosistema del sistema di relazioni industriali, in quanto definiti come sedi stabili e specializzate di confronto e volte a favorire una comunicazione tra le parti quanto all'effettività della tutela dei lavoratori, anche attraverso l'erogazione diretta di prestazioni sia contrattuali che di welfare. Questo in un'ottica che possiamo definire partecipativa e non meramente conflittuale. Gli enti bilaterali, quindi nel senso giuridico del termine, come abbiamo detto, sono organismi che vengono costituiti dalle parti firmatarie di un contratto collettivo di lavoro e assumono generalmente la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta ex articoli 36 e seguenti del Codice Civile, oppure dell'associazione con personalità giuridica anche sotto forma di fondazioni. Quindi, traendo origine dalla contrattazione collettiva, si può dire che l'ente bilaterale è il frutto di un contratto, è il frutto di un contratto con cui le parti esprimono la volontà di costituire l'ente stesso, che è per sua natura è paritetico, quindi all'interno dell'ente è rappresentata sia la parte datoriale che la parte sindacale. Per molto tempo il fenomeno della bilateralità non ha trovato adeguati riconoscimenti. Ciò è avvenuto con il decreto legislativo 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, che ha inteso assegnare nuove e più estese competenze agli enti bilaterali, arrivando a definire gli enti bilaterali appunto costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. Ho riportato non a caso l'articolo 2, comma primo, lettera H del DLGS 276 del 2003, proprio perché è questa la norma che effettivamente va a rivalutare, va ad attribuire essenzialmente le funzioni va a definire le funzioni degli enti bilaterali, che come appunto potete leggere sono la promozione di un'occupazione regolare di qualità, l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta, e mi sono soffermata in maniera particolare sulla formazione professionale e sullo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Quindi effettivamente si verifica per la prima volta il riconoscimento da parte del legislatore delle funzioni che la contrattazione collettiva attraverso dei sistemi di relazioni industriali attribuisce a determinati enti, che sono appunto, come abbiamo detto, per natura paritetici. Quindi in questa logica del tutto
partecipativa e non meramente conflittuale, si inseriscono gli aspetti relativi anche alla formazione e alla sicurezza dei lavoratori. Prima di andare ad esaminare, quindi dopo questa breve premessa non esaustiva chiaramente sulla bilateralità, e prima di arrivare ad analizzare la bilateralità nel settore dell'edilizia, bisogna comprendere diciamo quali sono le caratteristiche, ovviamente anche in questo caso sono dei brevi cenni, del settore. È chiaro che la produzione edilizia ha ad oggetto i lavori contrattualmente previsti in un cantiere che prende le sembianze di una fabbrica avente vita media limitata nel tempo, come Dio guardi nel 2000 affermava. Quindi, mentre la fabbrica tende ad avere una posizione permanente, il cantiere è per sua natura mobile, è per sua natura un soggetto dei cambiamenti ciclici. Si va da poche settimane fino ad anni interi, e questo chiaramente presuppone un riorientamento continuo dei lavori, e nelle opere più complesse anche può accadere che le sembianze del cantiere possano essere modificate. Quindi essenzialmente parliamo di un ambiente di lavoro eterogeneo, proprio perché ci sono diverse fasi di lavorazioni, e in cui il coordinamento sia all'interno del cantiere che al di fuori dello stesso influenza chiaramente lo svolgimento dei lavori. Perché ho fatto queste premesse? Quindi perché mi sono concentrata sulla spiegazione, diciamo, ripeto, breve dell'organizzazione del lavoro nel cantiere, perché è da questo che nasce la bilateralità, cioè dalle caratteristiche intrinseche del settore. Infatti il settore edile è sempre stato caratterizzato da un alto livello di istituzionalizzazione delle relazioni industriali, che è dovuto appunto a un sistema bilaterale ben strutturato, ed è proprio la mobilità del cantiere, nonché appunto la mobilità stessa dei lavoratori, che hanno imposto alle parti sociali comparativamente più rappresentative di dare vita a questi enti, e quindi di gestire dal proprio interno alcuni degli aspetti che ovviamente riguardano, ma in realtà la maggior parte degli aspetti che riguardano la formazione e la sicurezza. Infatti, attraverso la bilateralità le parti sociali hanno composto degli interessi di per sé contrapposti, perseguendo obiettivi comuni, come abbiamo detto, con una modalità differente dal conflitto, in grado però di mantenere il fermo il principio della pariteticità. Quindi, come ho detto in premessa, il sistema bilaterale edile, costituito dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è un unicum nel panorama delle relazioni industriali italiane. Quelle che sono le caratteristiche principali della bilateralità edile sono qui riassunte in questi brevi punti che ho voluto diciamo sintetizzare in questo modo, giusto per far comprendere che gli enti presentano una struttura verticale articolata attraverso un ente nazionale di coordinamento e la conseguente presenza capillare degli enti a livello territoriale e provinciale, omogeneità e pariteticità nella gestione, garantita dalla presenza di tutte le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi che danno vita agli enti. Il sistema è regolato dall'interno mediante l'utilizzazione del patrimonio di conoscenze e di competenze degli enti, realizzando quindi un modello che si può dire di sussidiarietà orizzontale nella suddivisione dei compiti tra i soggetti pubblici e i soggetti privati. Il sistema è organizzato quindi in modo che ciascun ente interagisca con gli altri, come se fosse appunto un modello di enti che sono nati dalla contrattazione per, passatemi il termine, parlarsi tra di loro, cioè creare sostanzialmente questa forma di collaborazione, di sinergia, garantendo lo scambio e la circolazione di informazioni e dati. Il sistema bilaterale edile nasce quindi da esperienze territoriali, in alcuni casi addirittura provinciali, e dalla scelta delle parti di creare un sistema paritetico di categoria articolato secondo diverse linee di intervento. 3 sono gli ambiti in cui almeno inizialmente si è andata a sviluppare l'azione degli enti bilaterali: contribuzione, previdenza e assistenza, formazione professionale, salute e sicurezza sul lavoro. Ora, i primi enti ad essere stati istituiti tolgo qui, ok, sono stati le casse edili, che sono nate come casse di mutuo soccorso per gestire accantonamenti e prestazioni di tipo retributivo, previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori. Le casse edili si attestano insomma come periodo di nascita intorno all'inizio del Novecento. Successivamente, quindi parliamo fondamentalmente degli enti bilaterali più antichi nel sistema di relazioni industriali italiano. E poi chiaramente la bilateralità si è
andata da queste esperienze anche a diffondere in altri settori come l'artigianato, come il turismo, il commercio. Successivamente alle casse, quindi tornando appunto al settore edile, si è aggiunta una rete provinciale di scuole edili, costituite dapprima dalla contrattazione integrativa territoriale nell'immediato dopoguerra come enti erogatori della formazione professionale. Da ultimo, le parti sociali hanno poi dato vita ad un sistema nazionale per la prevenzione infortuni, igiene e l'ambiente di lavoro, costituito da appositi comitati paritetici territoriali. E poi qui vedremo la precisazione che farò successivamente. Brevi cenni appunto sul ruolo delle casse edili, che non è il centro dell'intervento, ma appunto mi sembra doveroso. Si tratta appunto di enti che, come abbiamo detto, nascono da esperienze territoriali, ma che poi trovano chiaramente il loro riferimento, il loro coordinamento a livello nazionale, in questo caso nella Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, che è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle casse. Sono parti costitutive dell'ente Lance, le organizzazioni sindacali Fenal Wilfil, CACISL e Filia CGL, e poi appunto le altre organizzazioni datoriali che vedete indicate. Alle casse fondamentalmente la contrattazione ha attribuito diversi compiti, tutti volti a consentire e a garantire la regolarità del sistema. Quindi dopo questo breve cenno alle casse edili, torno sulla formazione professionale. Come abbiamo detto, il sistema nasce da esperienze che possiamo definire di carattere provinciale o territoriale. Infatti la prima scuola edile venne fondata a Genova nel 1946 in forza di un accordo contrattuale, e qui ho citato le parole riprese da un'intervista realizzata a Enzo Picollo e contenuta in un bellissimo volume che ricostruisce tutta la storia delle casse, delle scuole edili, in forza di un accordo contrattuale volto a colmare una grossa lacuna che c'era all'interno del cantiere. Quindi essenzialmente sono le parti sociali stesse a rendersi conto di dover intervenire sulla formazione. Il primo ente di formazione edile quindi nasce sulla base di un atto che vede le parti sociali concordare sulla gestione paritetica dell'ente, la cui finalità è quella di provvedere allo sviluppo degli aspetti formativi dei lavoratori. Quindi è il primo contratto collettivo nazionale di lavoro dopo la Seconda Guerra Mondiale a istituire il sistema bilaterale delle scuole per la necessità, e qui anche in questo caso riporto l'articolo 46 del contratto, di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione. Quindi, come si evince dalla disposizione contrattuale, in origine la contrattazione collettiva non faceva riferimento alla formazione professionale, ma adottava l'espressione istruzione professionale per esprimere le modalità attraverso cui avveniva l'acquisizione delle competenze da parte dei lavoratori, ovvero mediante lo svolgimento concreto delle mansioni sul posto di lavoro. Infatti, chiaramente parliamo dei contratti siglati anche qui dalle parti comparativamente più rappresentative che hanno dato vita agli enti. Diciamo, quindi anche qui sostanzialmente notiamo come in realtà nel settore edile sia stato da sempre preponderante l'aspetto relativo alla formazione, e poi vedremo anche alla sicurezza sul lavoro intervenuta successivamente, perché proprio la natura di alcune tipologie di lavorazioni richiede un'alternanza formativa tra l'aula e il cantiere, che è poi la modalità attraverso cui si svolgono i percorsi formativi. L'impegno quindi alla creazione di un vero e proprio sistema di enti scuola venne assunto successivamente dalle parti con il contratto nazionale del 1959, ma solo successivamente, a partire dagli anni 70, il decentramento contrattuale in materia di funzionamento delle scuole e la contestuale diffusione delle stesse su tutto il territorio ha portato le parti a dar vita ad una commissione nazionale paritetica istituita nel 1963, ma la cui nascita si è avuta soltanto nel 1980, che ha poi effettivamente preso appunto il nome di Formedil. Quindi da un'analisi della contrattazione quindi la conformazione del sistema paritetico in materia di formazione professionale, si evince, è il frutto di progressivi assestamenti della contrattazione collettiva territoriale, quindi anche, come ho detto in precedenza, si parte dall'esperienza territoriale provinciale per poi arrivare a livello nazionale, sulla base delle esigenze diverse del settore che mutano nel corso del tempo. Quindi un'attenzione anche alle evoluzioni del settore da parte delle parti sociali. Quindi si deve, ed è questo l'aspetto che
rappresenta anche, appunto, come dicevo, una caratteristica, un connotato principale, alle parti sociali la creazione di un vero e proprio sistema per la gestione e l'organizzazione degli aspetti formativi, perché le parti individuano le scuole non solo come soggetti erogatori dei relativi percorsi, e questo sono ricostruzioni dottrinali che ho avuto modo di elaborare durante il percorso, ma anche come promotori delle politiche attive del lavoro e come intermediari per l'incontro tra domanda e offerta, funzioni che tutt'oggi gli enti di formazione svolgono. Rispetto alla progettazione formativa dei percorsi, invece, la tendenza della contrattazione collettiva è stata quella di ampliare nel corso del tempo i destinatari delle attività di formazione. Quindi inizialmente i beneficiari erano i lavoratori edili, provvedendo non soltanto alla formazione iniziale, ma alla formazione continua del lavoratore, ma appunto provando anche ad intercettare i fabbisogni del mercato, provando a ricollocare lavoratori già presenti sul mercato del lavoro e a collocare invece per la prima volta giovani, prendendo poi progressivamente come destinatari delle attività di formazione anche i migranti e le donne. Quindi un ampliamento della platea di soggetti a cui si rivolge la formazione. Da un'analisi dell'evoluzione quindi della contrattazione collettiva nazionale e territoriale in materia di formazione è emerso poi uno spostamento dall'originaria attenzione all'addestramento professionale, inteso come apprendimento del mestiere nel suo svolgimento, verso la formazione professionale come strumento di gestione delle politiche occupazionali del settore. Quindi procedendo appunto velocemente, ad oggi, in attuazione di quanto previsto appunto dal contratto collettivo nazionale di lavoro siglato nel 2018 dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il sistema paritetico originariamente previsto per la formazione si occupa anche di sicurezza sul lavoro, proprio perché formazione e sicurezza vanno di pari passo, ed è coordinato dal Formedil, l'ente a cui abbiamo fatto riferimento precedentemente, che oggi è denominato Ente Unico Formazione e Sicurezza. All'ente sono attribuite diverse funzioni di controllo, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione e sicurezza degli enti territoriali e come appunto riporto qui all'interno di questa slide, il Formedil costituito nel 1980 dalle associazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e edilizia industria, ANCE, Fenel Wilfil, Cacisle, Piglia CGL e ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, CLAI, Casar Artigiani, ANIEM, Confcooperative, Lega Coop e AGC. Il 30 settembre 2021 appunto il Formedil è l'ente, quindi la Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente, sono stati unificati in questo unico ente che assume appunto la denominazione di Formedil, Ente Unico Formazione e Sicurezza, occupandosi di entrambi gli aspetti. Vado veloce appunto su quelli che sono i compiti dell'ente paritetico, che ho qui indicato per chiaramente sottolineando comunque che appunto si occupano di tutta la parte relativa alla sicurezza. E andiamo anche qui, ci sono tantissimi aspetti che possono essere considerati, uno su tutti chiaramente l'erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza. Sono state appunto istituite le 16 ore che sono previste prima dell'ingresso in cantiere dei lavoratori e come strumenti di politica attiva mi limito a citare la Borsa Nazionale Lavoro del settore delle costruzioni. Da ultimo volevo semplicemente sottolineare come anche l'ultimo contratto collettivo nazionale rinnovato vedete appunto le parti che ho indicato, comparativamente più rappresentative, sostanzialmente abbia riservato una grandissima attenzione alla formazione e alla sicurezza, quindi regolarità, qualità, formazione, sicurezza sono gli obiettivi che il contratto mira a realizzare anche attraverso un apposito protocollo che è parte integrante del dettato contrattuale, che ha l'intento di attribuire questa consistenza strutturale ed economica alle attività di formazione proprio per garantire il miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori già assunti e da assumere. Vado veloce anche qui sulla salute e sicurezza, semplicemente dicendo che le parti hanno ridotto da 5 a 3 anni l'intervallo di tempo che intercorre per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori e che è stato reso obbligatorio l'invio delle verbali di elezioni degli RLS da parte dell'impresa proprio all'ente unico, quindi vedete anche qui sempre questo forte collegamento con la bilateralità. Concludo semplicemente dicendo che questo impegno profuso dalle parti sociali nazionali si riflette anche a livello europeo, perché il settore edile è anche caratterizzato da un dialogo sociale particolarmente sviluppato su questi temi, quindi anche la Federazione Europea di Categoria, la FIEC, e il sindacato corrispondente FBWW si sono impegnate e si continuano ad impegnare anche attraverso azioni che si collocano in specifici progetti, in specifiche azioni
della Commissione europea in materia di formazione e sicurezza, siglando intese, patti per le competenze vere e proprie che vanno sempre ad incidere sugli aspetti relativi alla formazione della sicurezza, nonché al fabbisogno di manodopera che chiaramente deve passare tramite appunto la sicurezza e la formazione che viene fornita dagli enti paritetici. Grazie. La dottoressa Rigano è stata bravissima perché è stata anche brevissima e anche nel suo caso sentiremo salutiamo il dottor Rausè che ci lascia perché il viaggio è molto lungo, l'avete capito? Va incontro agli alpini. Allora, ringrazio di cuore di nuovo la dottoressa Rigano perché mi permette anche di recuperare delle memorie familiari, nel senso che nei paesi, nella Carnia da cui io provengo, le scuole edili hanno fatto la fortuna della generazione che ci ha preceduti. Questa fortuna di essere mastri, capomastri, capicantiere e viaggiare e vedere molto, e mi ricordo con grande affetto anche poi quelle persone che da quelle scuole edili hanno fatto grande la ricostruzione della nostra regione. Questo approccio bottom-up che parte dal concreto e va alla teoria ci ha permesso fino adesso di mettere vicino tanti pezzi e ci permette ora di coinvolgere fattivamente due protagonisti del sistema della sicurezza, che sono, trattando il nostro tema sicurezza sul lavoro e PNRR, che sono la direttrice dell'INAIL Friuli Venezia Giulia, dottoressa Angela Forlani, e l'ingegnera Angela Martina, presidente di ANCE, Udine e del CEFS. Cedo per prima la parola alla dottoressa Forlani e la ringrazio molto di questo intervento. Grazie a voi soprattutto per la pazienza e considerata l'ora, il calo degli zuccheri, ma cercherò di essere breve. Devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto sono stati estremamente appassionanti. Poi per una persona come me che dal 1990 lavora in questo ente, insomma mi sento un grande senso di appartenenza. Ascoltare quello che ho ascoltato è sempre un arricchimento, ovviamente. Io diciamo in questo breve commento, saluto che faccio in questa giornata così importante, ovviamente ricordando il premio Lombardi e quindi un grande magistrato. Ovviamente parleremo sì di sicurezza sul lavoro, ovviamente ovvio che nel mio cuore è sempre il senso di dire che l'INAIL è un'assicurazione sociale e quindi assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prima sono state anche citate, perché si parla molto spesso e frequentemente di infortuni, ma un pochino di meno di malattie professionali, che invece sono un grande problema e sono in qualche modo purtroppo le malattie del futuro. Ma in questa giornata appunto si parla appunto di sicurezza sul lavoro e di PNR. E, diciamo che sicuramente il PNRR è un evento epocale, no? Per l'Unione Europea e soprattutto per l'ingente quantità di risorse che sono state messe in campo. E quindi chiaramente l'istituto come si colloca in questa situazione? Certamente un rilancio delle attività produttive così forte e anche degli investimenti strutturali importanti che nel nostro Paese si metteranno in campo, mi sento di dire, e hanno ritenuto che il legislatore proprio lo scorso giugno ha emanato il decreto legge il 36 nel 2022 che, come citava appunto il professore prima, all'articolo 20 contiene delle misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E queste norme attuative
che cosa fanno? Non fanno altro che in qualche modo confermare l'importante legame che diciamo il PNRR ha sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. E quindi la promozione di appositi protocolli, come sono già stati citati dal professore poc'anzi, d'intesa con aziende e grandi gruppi industriali, ci vede proprio impegnati fortemente nell'attivazione di programmi, di iniziative congiunte che rafforzano la sicurezza. È del tutto evidente che, come abbiamo visto, sapete tutti che dopo la pandemia, cioè la pandemia ci ha visto protagonisti, parlo del mio istituto ovviamente, che mi onoro di rappresentare, quando si è parlato di questioni collegate al Covid, no? Il riconoscimento degli infortuni, no? E quindi possiamo porre proprio una linea di demarcazione di quegli anni dove appunto abbiamo visto un istituto impegnato in quelle logiche, ahimè, ma anche in un momento in cui ovviamente c'è stato un calo degli infortuni, no? Sotto altri aspetti, perché semplicemente, come ben sapete, le aziende erano chiuse, la mobilità per ovvie ragioni era quasi zero e quindi c'è stato un picco di diminuzione del fenomeno degli infortuni, ma ovviamente con la ripresa delle attività produttive, ahimè, abbiamo visto il picco e, come ben sapete, sono anche aumentati fortemente gli infortuni, le cosiddette morti bianche, come vengono definite, e quindi gli infortuni sul lavoro hanno avuto sicuramente un picco, e quindi tutto questo pone una riflessione tra quello che è appunto la ripresa, quindi delle attività produttive. Ed è del tutto evidente che in un momento come questo, in una sfida così grande, il fenomeno degli infortuni potrebbe avere un picco, un aumento, e se tutte le istituzioni invece hanno il ruolo fondamentale di diminuire e soprattutto di contrastare il fenomeno degli infortuni, sia sotto l'aspetto proprio della salute e sicurezza, e come veniva citato prima, sul contrastare il sommerso, insomma gli argomenti sono stati tantissimi, ed è del tutto evidente che l'istituto in questa fase non poteva essere messo a tacere, perché l'essere consapevoli, essere consci, no, del fenomeno degli infortuni e conoscerli, come nasce un infortunio, la sua durata, come finisce un infortunio, a volte con delle lesioni gravi, permanenti, a volte magari lievi, implica da parte nostra una grande conoscenza, questo è indubbio, no? E quindi noi accogliamo nelle nostre unità produttive, nelle nostre cosiddette direzioni territoriali, i nostri infortunati, i nostri tecnopatici. Quindi è del tutto evidente che noi siamo i primi a conoscere il fenomeno, a studiarlo. E quindi è del tutto evidente che ogni volta che ci troviamo di fronte a un infortunio, questo lo dico ai giovani, i nostri medici e i nostri infermieri dicono sempre che l'infortunio si poteva evitare. E questa è una cosa che vi deve far riflettere, no? La capacità dell'ascolto, che deve essere la cosa più importante per tutti noi e soprattutto per voi giovani, dire quell'infortunio si poteva evitare. E questo ci lascia a tutti disarmati, no? Prima è stato citato all'inizio, vero professoressa, parlare, dice, nonostante tutti facciamo grandi discorsi eccetera, però continuiamo a parlare di morti sul lavoro e del fenomeno infortunistico e del dire si poteva evitare. Quindi questo deve essere il nostro motto di ogni giorno. Pertanto, quindi, alla luce di queste situazioni, il nostro istituto a livello nazionale ha siglato nel corso del 2022 ben 5 protocolli di collaborazione con i grandi gruppi industriali del PNR, le Ferrovie dello Stato, come sono state prima citate dal professore, con l'ENI, con l'Enel, con l'Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma. Questi ovviamente sono stati, sono dei protocolli che sono stati siglati a livello nazionale con l'attuale Presidente, e ovviamente implicheranno poi degli accordi attuativi che verranno declinati poi nei vari territori. Quindi insomma anche noi
ci attendiamo che questo avverrà nella nostra regione. Per esempio parliamo di un fenomeno che non riguarda questa realtà, ma quella di Trieste, per esempio a Soporti, di recente c'è stato un ulteriore e gravissimo infortunio mortale, è stato siglato a livello nazionale un protocollo con Assoporti, adesso a livello istituzioni locali, che devo dire in questa regione funzionano molto bene, c'è un accordo attuativo a livello provinciale, ma ovviamente verrà declinato su tutti i porti e soprattutto su quello della nostra regione, che è quello di Trieste, che è il primo d'Italia, degli accordi attuativi al fine proprio di diminuire il fenomeno infortunistico. Ma le iniziative congiunte che sono da sviluppare sul territorio, ovviamente come dicevo con altre intese, si qualificano su che cosa? Su iniziative congiunte di comunicazione che sicuramente e quindi di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una cosa molto importante, la progettazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di sicurezza. Nel nostro istituto, a seguito di varie inclusioni che ci sono state nel corso degli anni, è molto importante il settore ricerca dell'istituto, che si trova ovviamente a Roma, poi delocalizzato in altre realtà regionali, ma dove appunto è un nostro fiore all'occhiello. E attraverso appunto la robotica, addirittura la realtà aumentata attraverso la visione immersiva, la sensoristica, tutte cose che sono state citate in premessa dall'ingegnere, addirittura i dispositivi quali l'esoscheletri, no? Che insomma il nostro istituto ha creato insieme ad altre istituzioni, e proprio grazie a queste competenze nel settore della ricerca noi sicuramente saremo presenti attraverso con i grandi gruppi che hanno siglato per cercare di diminuire il fenomeno infortunistico. Ovviamente anche studi e ricerche di fattori di rischio per le patologie collegate alle malattie professionali, che sono purtroppo anche questo un fenomeno in costante aumento, e soprattutto una fase anche molto importante, che è quella di progettazione, di formazione e addestramento aggiuntiva, oltre a quella che voi ben sapete è obbligatoria per legge, che deve essere specifica a seconda dei ruoli aziendali e al personale occupato nei cantieri. Ovviamente queste attività progettuali saranno svolte nel corso di questi anni, quindi si presuppone che si concludano nel corso del 2026, che è la scadenza del PNRR. Certamente parliamo di un arco temporale abbastanza ridotto, quindi non possiamo dire che abbiamo c'è una grande progettualità, però adesso col tempo vedremo quello che saranno i frutti e i risultati. Ma quello che in questa giornata così importante, quando si parla di sicurezza sul lavoro, è anche quello di dire quello che il nostro istituto fa nell'ambito ovviamente della sua assicurazione sociale, ma nell'ambito della prevenzione. E quest'anno proprio è l'anno del cosiddetto del forum della prevenzione. Il nostro istituto e i vertici dell'istituto si recheranno, e già hanno iniziato, in ogni regione proprio per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E infatti noi come Regione Friuli Venezia Giulia stiamo organizzando un grande evento al quale ovviamente le istituzioni saranno invitate, e anche a questo punto spoilerizzo l'Università di Udine, perché ci sarà questo evento sulla prevenzione, dove vedrà tutti i vertici dell'istituto e ovviamente le nostre realtà, le nostre esperienze e anche le buone pratiche che in questa regione sono state spesso messe in campo e che noi continueremo a dedicarci con impegno e soprattutto con grande senso di appartenenza e capacità anche di ascolto che credo che il nostro istituto abbia. Vi ringrazio per l'attenzione, buon lavoro. Grazie per l'intervento e per lo spoiler. Siamo già tutti pronti
attivi per fare ognuno la propria parte in questo percorso. Un grande piacere avere come ospite Angela Martina, l'ingegnera Angela Martina, la presidente di ANCE Udine e del Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza. Chi meglio di lei poteva concludere questa carrellata di interventi sul tema di questa giornata? Grazie. Grazie a lei e buongiorno a tutti. Mi riallaccio a quello che ha detto prima il dottor Rausei, che in una battuta ha detto sarò molto odiato. Io sarò più odiata di lui, perché vi tengo a quest'ora qui ad ascoltarmi, non solo il ritardo, anche il cuore della giornata di oggi, che è il conferimento del premio. Però veramente cercherò di essere davvero breve, come dicono anche molti, non sempre lo sono, ma veramente cercherò di farlo. Allora, apro innanzitutto con i ringraziamenti alla professoressa Zilli e agli organizzatori, perché essere qui oggi è davvero un onore, e ho sentito degli interventi che dal primo all'ultimo sono stati di grande interesse e spunto per riflessioni che mi porterò avanti anche assieme ai collaboratori proprio per i prossimi tempi, quindi grazie davvero. Mi riallaccio alla chiarissima ed esaustiva relazione che ha fatto la dottoressa Rigano e la utilizzerò come, diciamo, introduzione al mio intervento, perché lei ha parlato in modo molto chiaro di cos'è il sistema bilaterale. Ecco, quindi un focus molto veloce di cosa vuol dire sistema bilaterale nel nostro territorio. Qui nel territorio della provincia di Udine il sistema bilaterale in edilizia è rappresentato dalla Cassa Edile di Udine e dal Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza. In particolare il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza si occupa di formazione appunto e di sicurezza, di quei due temi che sono stati prima esplicitati. Quindi formazione viene realizzata attraverso la scuola edile e per quanto riguarda la sicurezza il CEFS ha al suo interno quello che è il CPT, quindi il Comitato Paritetico Territoriale. Qual è l'obiettivo? Quello di incrementare la sicurezza attraverso corsi di formazione, e mi ha fatto molto piacere sentir parlare della bontà della formazione, di veri corsi di formazione, perché è un tema che ci sta molto a cuore, ma anche attraverso una consulenza che viene data alle imprese e ai lavoratori delle imprese. In particolare, forse non tutti sanno, gli addetti ai lavori magari di più, ma una cosa che il Comitato Paritetico Territoriale fa è anche quella di dare consulenza proprio in cantiere. Quindi non sostituirsi assolutamente agli organi di vigilanza, neanche al coordinatore, sono tutte figure che hanno dei ruoli specifici, ma proprio una consulenza tecnica di supporto alle imprese sui cantieri. E questo è previsto dal decreto 81, che all'articolo 51 dice che gli organismi paritetici possono supportare le imprese per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e al comma 5 dice anche che gli organismi possono effettuare sui luoghi di lavoro di propria competenza sopralluoghi proprio per queste finalità. E così anche il CEFS, attraverso i suoi tecnici, fa delle visite in cantiere. I cantieri vengono scelti a campione attraverso le notifiche preliminari, ma anche su segnalazione, ad esempio dell'RLS, per i protocolli d'intesa, su una certa programmazione. Ricordo che possono essere, e spesso lo sono, le visite in cantiere vengono richieste dagli stessi datori di lavoro o RSPP dell'impresa, e questo è un servizio di vera consulenza. E in alcuni casi c'è una prima visita in cui poi alla fine della quale viene rilasciato una relazione che può essere utilizzata per il miglioramento. Naturalmente nel caso in cui la situazione sia da approfondire ci sarà una seconda visita e fortunatamente in pochi casi, ma ci sono, anche una terza visita. Lì vuol dire che alla seconda visita non si è trovata una situazione ottima, ecco, sì, quindi è meglio tornare. E quindi quello che è importante anche avere, ma questa anche consapevolezza sta aumentando anche da parte dei datori di lavoro, l'idea che la sicurezza deve far parte, e oggi è stato detto più volte, della cultura, non è una cosa che deve arrivare dall'alto, perché anche anni fa anche i tecnici della sicurezza, non oso pensare a voi, venivano visti comunque come qualcuno che arrivava, disturbava, interrompeva il lavoro. Adesso sono anche i
il datore di lavoro, l'RSPP, spesso a contattarci per avere una mano. Quindi sta cambiando un po', cioè io voglio vederlo in modo un po' positivo, no? Sta cambiando proprio questo aspetto della cultura. Ma visto che concetto chiave un po' della giornata, almeno uno dei concetti chiave che io ho rilevato è proprio questa idea della cultura della sicurezza che deve partire da lontano. Una delle cose che il centro edile fa, e lo fa spesso assieme a molti degli ospiti che oggi sono qui, è quello di fare altre attività, altri progetti che vanno proprio in questa direzione. Quello che noi chiamiamo progetto INAIL, ad esempio, con le scuole superiori, ne fa parte anche l'azienda sanitaria, ne fanno parte gli ordini, l'ispettorato del lavoro, è una compagine abbastanza nutrita. Ogni anno circa 350 allievi delle scuole superiori, degli istituti tecnici essenzialmente, ricevono una formazione che è volta proprio a implementare questa cultura della sicurezza. Le 16 ore prima, oppure anche quello che si chiama studenti in cantiere, quindi gli studenti di quarta visitano un cantiere e cercano di guardarlo sotto il punto di vista della sicurezza. Sono tutte iniziative che portano, no? Quell'obiettivo di formare non solo chi fa già parte del settore, ma chi o ancora non ne fa parte o magari non ne farà mai parte, ma la sicurezza è qualcosa che vale a 360 gradi. Altra iniziativa sempre dello stesso settore, e a fine mese magari ne sentirete parlare perché daremo anche noi i nostri premi, la Regione assieme alle casse edili e le scuole edili della Regione Friuli Venezia Giulia ha dall'anno scorso fatto un'iniziativa, è un concorso rivolto ai ragazzi delle medie e delle superiori, non si chiamano più così da tanti anni, io continuo a chiamarle medie e superiori perché mi confondo, ed è un concorso che ha appunto proprio questo obiettivo, quello di far guardare gli aspetti del lavoro, della vita, anche quelli che normalmente vengono associati al lavoro edile in un'altra ottica. L'anno scorso i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo anno hanno dovuto rivisitare i caschetti da lavoro cercando di dare un'estetica diversa. Quelli delle secondarie di secondo grado invece hanno lavorato sull'estetica dei gilet ad alta visibilità e alla fine di tutto questo i più meritevoli hanno ricevuto un premio. Ma tutto questo in realtà è stato anticipato da un lavoro fatto presso le loro classi di formazione sulla quello che vuol dire la sicurezza e sull'approccio a tutto questo. Poi alla fine hanno ricevuto il premio, ma un percorso che vuole dire qualcosa di più. Ci ha creduto la Regione, quest'anno è stato riproposto e vi dico anche quest'anno di cosa si parlava. I ragazzi delle medie dovevano realizzare un breve spot audio sui problemi dell'udito, sulla prevenzione dei problemi dell'udito, e quelli più grandi invece delle superiori un banner di circa 100 metri quadri sui piccoli gesti che fanno grande la sicurezza. Gli studenti l'anno scorso erano 700, quest'anno sono 1213, quindi sta andando avanti, piace e a noi piace ricordarlo perché proprio l'obiettivo è quello, no? Che la sicurezza faccia parte sempre più insomma, del quotidiano. Quindi sono stata abbastanza di parola, io ho finito. E allora ci siamo. Il premio intitolato alla memoria del magistrato Giuseppe Lombardi per il diritto al lavoro sicuro, quest'anno è stato conferito dalla commissione composta dalla professoressa Brollo, dalla professoressa Marina Brollo, Alvisa Palese e dal professor Stefano Grimaz, titolare della cattedra UNESCO, con il suo nuovo logo. E li ringrazio molto per questa attività. Abbiamo avuto 7 tesi partecipanti, potevano partecipare studenti e studentesse dell'Ateneo che avessero scritto, elaborato una tesi di laurea triennale o magistrale che avesse un riferimento ai temi della sicurezza sul lavoro e il diritto al lavoro sicuro. Li ricordo, sono i dottori ormai Azzalini, infermieristica, Bertolissi, infermieristica, Burra, ingegneria gestionale, Lamanna, infermieristica, Peressone, economia aziendale, Petri, infermieristica, Rossi, scienze e tecnologie alimentari. La novità di quest'anno, direi, è la grande apertura alla partecipazione a studenti e studentesse di vari corsi di laurea di questo Ateneo.
Nell'ambito del premio voglio ringraziare nuovamente la nostra sponsor, che è l'azienda Zorzetic, e in particolare la signora Annalisa, che ci ha lasciati perché bisogna anche andare a lavorare, e che però ci sostiene sempre in queste iniziative. Ancora, sempre nell'ambito del premio, vorrei ringraziare il signor Mauro Pokosnic, che è dell'Ateneo Udinese, per il supporto che ci ha dato. Ancora abbiamo ringraziamento che voglio porgere agli uffici amministrativi per l'attività svolta. Il mio pensiero e la mia vicinanza sempre alla famiglia Lombardi. Siamo davvero alla premiazione. Allora, chiamerei i nostri premiati, che sono la dottoressa Gaia Bertolissi, con la sua tesi di laurea L'esperienza dei neolaureati in infermieristica in reparti Covid, studio qualitativo esplorativo con Qualitative Thematic Analysis, e la sua laurea in scienze infermieristiche conseguita presso il DAME, relatore il collega Davide Caruzzo. Un applauso per la nostra laureata. Buongiorno a tutti, sono molto emozionata onestamente. E anche deve andare a lavorare, quindi sì, sarà breve. Sarò molto breve, ho scritto giusto 2 appunti, mi ero fatta 2 slide. La tesi appunto che avevo svolto grazie anche a Davide Caruzzo e Irene Mansutti era intitolata L'esperienza dei neolaureati in reparti Covid ed era stato uno studio qualitativo esplorativo con Qualitative Thematic Analysis. Per fare questo studio il nostro obiettivo era quello di capire come i neolaureati in infermieristica, quindi gli infermieri, erano entrati a lavorare in questi reparti completamente nuovi e avevano affrontato una situazione in cui all'ansia e allo stress, che sono legati fisiologicamente al passaggio al mondo del lavoro, dovevano sommare dei fattori di stress secondari rappresentati dal trovarsi in un reparto completamente nuovo quale quello Covid. Abbiamo svolto il lavoro tramite delle interviste, abbiamo intervistato 15 persone e queste 15 persone ci hanno permesso di raggiungere la saturazione dei dati. Erano emerse diverse tematiche dal nostro studio che ci avevano permesso di delineare 2 dimensioni concettuali del vissuto. Una prima dimensione personale, in cui a livello fisico era emersa proprio la sensazione di soffocare con i dispositivi di protezione individuale. Dobbiamo immaginare anche quelli che sono stati tutti i cambiamenti che ha portato la pandemia di Covid-19 nella nostra vita, non solo proprio nella vita ma anche nel lavoro e tutti i dispositivi che bisognava utilizzare. A livello psicologico gli infermieri neolaureati avevano avuto la percezione di fare completamente un salto nel vuoto, non sapevano a cosa davano incontro ma avevano la voglia comunque di mettersi in gioco. A livello professionale avevamo individuato tre divisioni, diciamo, una di contesto. A livello di contesto il reparto era stato considerato come una vera e propria trincea con le pareti. Era un'immagine molto forte che a noi era rimasta molto impressa e che secondo noi non va assolutamente dimenticata. Loro si erano trovati in luoghi in cui era tutto da costruire da capo, in cui spesso si trovavano senza materiali, con personale anche che era molto scarso. A livello personale avevano percepito il passaggio da studenti a infermieri con le responsabilità che ciò comporta. Ciò ogni tanto li aveva portati a sentirsi anche inadatti e essere anche frustrati sul mondo del lavoro. A livello di team, una cosa positiva molto che era emersa era il fatto di sentirsi protetti sotto l'aspetto umano. Si erano comunque trovati anche in reparti in cui non erano da soli, ma anche con persone con tanta esperienza che li aveva proprio accolti. Altri invece entravano in contesti già strutturati e quindi portare ideologie nuove li faceva considerare un po' in una bolla di incomprensione. Erano emersi diversi aspetti nelle nostre conclusioni. In realtà più a livello positivo che negativo. La mancanza di affiancamento da parte degli infermieri neolaureati era stata vissuta come una spinta per far leva sulle proprie capacità e sulle proprie risorse.
Inoltre, lavorare in reparti in cui ci trovavano tutti di fronte a una situazione nuova, si sentivano quindi tutti alla pari, ciò aveva fatto sì che loro potessero creare un team unico nel suo genere. Parlare a posteriori con le stesse persone che avevamo intervistato ci ha fatto capire che l'esperienza che avevano vissuto in questi reparti era stata proprio unica e che nei reparti, tra virgolette, normali, non era la stessa cosa, non si viveva lo stesso spirito in cui tutti si sentivano uguali. Inoltre, l'ultima conclusione che era emerso era che comunque le persone, nonostante la difficoltà portate dalla pandemia, erano riuscite a creare così qualcosa di così proprio positivo, forte e unito, quello che era stato il team di lavoro, che poi alla fine gli aveva permesso di affrontare tutte le difficoltà e qualsiasi, diciamo, ostacolo che si trovava sul loro cammino. Bene, io ho finito. Vi ringrazio. Allora, premia la dottoressa Bertolissi la collega Caterina Mazzanti, qui c'è per la foto di rito. Bene, grazie. E chiamiamo l'altro nostro dottore laureato, Marco Peresson, per la tesi di laurea triennale Smart Working dall'esperienza pandemica ad un futuro sicuro per la salute dei lavoratori agili, conseguita in economia aziendale presso il nostro Dipartimento di Economia e Statistica, relatrice Marina Brollo. Ci racconta il suo lavoro il dottor Peresson. Buongiorno, anzitutto allora chiaramente la pandemia non potendo appunto muoverci per non aumentare ulteriormente i contagi siamo stati costretti in casa, però si doveva lo stesso portare avanti appunto l'attività economica. Come è stato fatto? È stato fatto sfruttando con opportune deroghe una legge del 2017 che ha istituito la modalità sul lavoro agile. Questa legge era intervenuta in un contesto appunto in cui si assume appunto una crescita di lavori diversi da quelli del lavoro subordinato e che mira più al lavoro autonomo. Infatti con la stessa operazione che era stata fatta negli anni 70 è stato emanato appunto lo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, perché appunto non si vede più il lavoratore come un semplice esecutore della sua mansione, ma gli si vuole riconoscere autonomia. E appunto per quanto sia stato abusato il termine smart working, gli si vuole anche far raggiungere degli obiettivi smart, specifici, misurabili, rilevanti, misurabili nel tempo e sì, appunto misurabili. E questo appunto emergono sicuramente delle problematiche in tema di sicurezza del lavoro, perché nel momento in cui la legge mi dice che che è prevista soltanto un'informativa scritta da presentare al rappresentante dei lavoratori e al lavoratore stesso, comprendiamo bene che tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro, dal decreto 31 del 2008 la normativa sull'INE del 65, allora è difficile appunto ricostruire una tutela. Infatti c'è stata appunto un'interpretazione per cui per quanto concerne il decreto 81 del 2008 si prendono ad esempio le disposizioni sui videoterminalisti, che sì, diciamo un termine anche piuttosto antiquato per quella che era l'immagine del legislatore, e appunto si riafferma con la stessa legge del 2017 la responsabilità del datore di lavoro per l'utilizzo degli strumenti forniti al lavoratore. E invece per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, qui emergono delle problematicità, perché per quanto sia prevista dalla stessa legge,
abbiamo il problema del rischio elettivo, perché che per l'appunto il lavoratore non è assicurato nel momento in cui si muove in posti diversi dal luogo del tragitto casa-lavoro. Però appunto con una legge il cui obiettivo è appunto flessibilizzare spazio e tempo di lavoro, concedendogli magari di lavorare in un coworking, a casa propria dove comunque ci sono rischi, aggiungendo anche il discorso che potrebbe benissimo mangiare fuori casa o non in una mensa aziendale, appunto. Qui interviene l'accordo individuale, perché appunto è difficile stabilire degli spostamenti ragionevoli, e allora si consiglia appunto di scrivere nell'accordo individuale tutti questi spostamenti. Però chiaramente il lavoro agile non ha soltanto rischi di sicurezza sul lavoro, neanche altri, perché abbiamo visto ad esempio le ricadute psicologiche, ad esempio di star chiusi in casa, o se no un'altra problematica molto più grossa secondo me la cosiddetta disconnessione, che non è effettiva. Non è il legislatore non riconosce un diritto alla disconnessione, dice soltanto che appunto rimette proprio l'accordo individuale la disconnessione, che appunto è folle se pensiamo appunto che il lavoratore è la parte debole del contratto e la mettiamo a discutere proprio con il datore di lavoro di questa cosa, motivo per cui deve intervenire sì la contrattazione collettiva a regolare questa materia. Però insomma guardiamo anche l'opportunità, perché come è stato sfruttato durante la pandemia per permettere migliori condizioni di lavoro a coloro che erano maggiormente soggetti al rischio di contagio, oppure i lavoratori genitori quando i figli dovevano stare a casa da scuola, adesso diventa una misura appunto con la missione 5 del PNRR per agevolare appunto l'inclusione delle persone diversamente abili. E comunque un'ultima considerazione volevo fare, perché appunto adesso si parla molto di salario minimo e di riduzione dell'orario del lavoro. Allora per quanto insomma possa sembrare uno strumento il lavoro agile per appunto venire incontro al lavoratore, comunque dobbiamo ricordarci che il legislatore è lo stesso appunto del Job Act, che appunto in favore appunto di una maggiore competitività del lavoro, perché avevo i dati da mostrare di Confindustria Udine, ma la produttività del lavoro italiano è scesa notevolmente rispetto ai paesi dell'Unione Europea, appunto, e non c'è più la tutela paternalistica dello Statuto dei lavoratori. Fermo lì anche Marco, fermo lì, che facciamo le nostre foto. Premia la relatrice, professoressa Marina Brollo. Caterina, grazie. Un applauso. E siamo alle battute finali. Lasciatemi ringraziare ancora gli uffici dell'Ateneo, gli uffici del Dipartimento, uno specialissimo grazie alla Direzione Servizi Operativi, Informativi e alla Comunicazione di Ateneo, e infine vi chiedo un applauso per il geometra Daniele Lavaroni, che è il collante di tutto questo, che ci tiene vicini e ci aiuta e ci supporta, ma soprattutto ci sopporta.
Questo evento si colloca nel PRIN di cui è responsabile la professoressa Marina Brollo, Inspire, sulle strategie di inclusione partecipata per il benessere organizzativo, e in quella sessione lo troverete su Play Uniud. Grazie a tutte e a tutti.